Buongiorno, buongiorno. Anche questa mattina leggeremo un pezzetto di questo bellissimo libro, Il viaggio di mamma Teresa. Certo, con quello che vediamo tutti i giorni, anche ieri, pensate mamme che si metteranno in viaggio, che cercheranno di trovare le spoglie almeno dei loro figli, di questi figli adorati. Pensate una mamma che porta in grembo 9 mesi questa creatura, lo vede crescere, sano, forte, bellissimo, perché per le mamme sono tutti bellissimi. E poi questo figlio parte al fronte, non può dire di no, se ne deve andare e non torna più e magari non si trova più. Io penso che Fatalità, questo libro di Silvia Pascale e Orlando Materassi, Il viaggio di mamma Teresa, sia talmente attuale. Io non so, si vede che c'è qualcuno da lassù che mi indica le vie da intraprendere anche con voi al mattino per far capire i valori della vita che qualcuno vi sta calpestando. E solo per grandi interessi, per grandi business. Questa è la verità. Allora, leggiamo. Fabrizio, nel fare ritorno da Ferrara, pensò di dirmi una cosa piccola e anche grande, una piccola bugia, cioè che Andanagi aveva avuto un contrattempo e che non era riuscito a venire. Infatti, arrivato in casa tutto stanco, mi dice che non avevano dato il permesso di uscita al fratello, pensando che così sarei stata quieta almeno il giorno di Natale. Ma io gli mostrai la cartolina e lui, addolorato, dovette ammettere la verità. Dopo poco tempo cominciai a ricevere la posta dal fronte. Anadagi mi raccontava che si trovava assieme a Nino Tavolazzi, un uomo che abitava a Bologna e che era sposato con una nostra paesana, e a uno di Porto Maggiore. Lui era il più giovane e questi compagni più anziani gli volevano bene come fosse il loro fratellino minore. Anche Nino mi scriveva lettere di incoraggiamento, dicendo che dove si trovavano loro non si combatteva, ma io, che per mia fortuna so leggere, avevo sempre il giornale a portata di mano e capivo che tutto ciò che mi scrivevano non era sempre la verità. Rispondevo che la divisione Brennero, dove si trovavano loro, combatteva forte e che mi venivano i brividi a leggere certe notizie. E mio figlio mi scriveva: se ti vengono i brividi, mettiti una buona maglia di lana e vedrai che ti passano. Non è vero, mamma? Capite cosa vuol dire questo libro anche oggi per tante mamme che no, si mettono il maglione di lana, non sanno più cosa mettersi, cosa fare pur di sapere ed avere notizie dei loro figli. Però questa mattina saluteremo un'altra mamma, che è l'altra volta che è venuta Nicoletta Piovesan, che ringrazio, questa imprenditrice, presidente Veneto Imprese Unite, non l'abbiamo salutata ed era il compleanno ed era la mamma di Nicoletta Piovesan. Allora, salutiamo questa mamma. Salutiamo Interman, ciao mamma. Ciao Interman, auguri in ritardissimo, ma tanti auguri di cuore da tutta la grande famiglia di Rete Veneta. E intanto buona giornata mamma. Allora, vediamo se c'è anche Gian Antonio Papa, presidente Gruppo Benessere Confartigianato Treviso. Buongiorno Papa, mi fa proprio piacere che ci sia, visto che abbiamo anche Nicoletta Piovesan, questa guerriera che sta combattendo. Qualcuno li chiama mulini a vento, per me non sono mica mulini a vento, sono delle porte di gomma dove tu sbatti, ti rimbalzi, ti rialzi e continui a bussare perché qualcuno non apre, non vuole capire l'importanza di questa realtà che sono i piccoli negozi, le botteghe storiche, gli artigiani. Lei fa così, ma io le ho passate queste cose come la Nicoletta, identica. Mi sembra che qualcuno, come ho detto prima, da lassù dica: dopo Mirella ci deve essere un'altra Mirella, ed è arrivata la Nicoletta. Stesse identiche risposte, non contate niente, anche se anch'io avevo più di 400, 500, anche numeri, 600 arrivate iscritti, con Treviso Viva, se qualcuno si ricorda. Artigiani, commercianti. Eppure ai tavoli non riuscivi a sedere, c'era solo questa grande squadra a livello nazionale, tutto il resto è noia, nonostante siano commercianti, che tutti artigiani che tutte le mattine alzano la saracinesca, la porta, forse anche loro hanno qualcosa da dire e hanno fatto sì che sempre una donna, forse di più, sia la protagonista delle loro vicissitudini. Però ancora una volta questa figura femminile non viene valorizzata,
non viene dato loro il giusto appoggio che dovrebbe avere, anche perché iniziative anche Nicoletta Piovesani ha fatto tantissime e non l'ha fatto di sicuro per lei o per il suo negozio, ma l'ha fatto per la comunità nella quale vive, che sono i negozi, che sono gli artigiani, queste piccole realtà. Allora, proprio partirei da lei, Papa, cosa dice a Nicoletta Piovesani, questa guerriera che tenta in tutte le maniere di dire pensate anche a noi, cercate di dialogare anche con noi, possiamo essere non un problema ma una risorsa, è quello che non riesco a capire, ma perché vedono Nicoletta come un problema e non come una risorsa? Forse perché ha il coraggio di dire la verità, di dire quello che vede, quello che sente. Prego Papa. Sì, penso, ma innanzitutto penso che, come dice lei, i piccoli negozi siano una vera risorsa, soprattutto nei centri storici e dove c'è una certa qualità di prodotto sicuramente. Io adesso parlare un po' dei piccoli negozi mi coglie in pieno, diciamo, interesse, perché in questo momento sempre di più sto dicendo che bisogna, soprattutto nei centri storici che stanno scomparendo certe realtà, bisogna trovare un sistema che questi piccoli negozi vivano e per aiutarli e per aiutarsi, perché anche noi dobbiamo essere consapevoli di cosa fare per aiutarsi, perché bisogna diciamo alzare molto la qualità di quello che facciamo e far capire alla gente cosa siamo veramente. E qua un po' il punto, no? Perché bisogna dare un prodotto diverso, perché tutto quello che si trova oggi nella grossa distribuzione bisogna dimenticarlo per i piccoli negozi, bisogna che si qualifichino di più. Io la penso da tanto tempo così, anche nell'ambito, io sono un acconciatore logicamente e continuo a ripeterlo, cioè bisogna alzare la qualità del prodotto che facciamo e soprattutto che diamo alla gente, bisogna far capire la nostra qualità in cosa consiste. Questo è un po' il mio input che ho sempre dato, ho sempre pensato così. Sentiamo Nicoletta Piovesani, Presidente Veneto Imprese Unite, come commenta le parole di Mirella e le parole di Gianantonio Papa. Non mi rivedo in quello che dice Gianantonio. Buongiorno Gianantonio, è un piacere conoscerti intanto. Ti do del tu perché siamo più veloci. La qualità c'è. La qualità la dimostriamo ogni giorno quando apriamo la nostra saracinesca. E il problema non è la qualità del prodotto che il piccolo negoziante offre, ma tutti gli ostacoli che ci vengono posti davanti. Tipo adesso questo aumento, stiamo parlando solo di un aumento di pochi centesimi, qualcuno dice, di euro per i parcheggi a Treviso, e parliamo di Treviso centro storico ma anche di altre città. Io vivo in Treviso, lavoro a Treviso, quindi ne soffriamo molto. Questo abbandono di mercato, il mercato settimanale che viene fatto al martedì e al sabato, avevano promesso dall'amministrazione comunale delle direttive e delle normative nuove, quindi grandissimi proclami, grandissima pubblicità su questo, poi in effetti nulla è cambiato, se non peggiorato addirittura, e c'è un abbandono anche del mercato. Il mercato noi non lo vediamo come concorrenza al negozio fisico che è insita in Treviso, che apre le saracinesche. Il mercato fa parte di Treviso. Il nostro è un mercato storico, non occasionale, quindi non vedo perché chi di dovere, invece che dare una mano e trovare assieme a noi delle soluzioni, ci ostacola, perché io vedo proprio un ostacolo. Non siamo coinvolti nei tavoli dove io addirittura ho un documento sottoscritto dal sindaco Conte quando era in campagna elettorale nel secondo mandato e lui ha firmato una carta, e forse si è dimenticato di questo accordo, dove chiedevamo che se fosse diventato sindaco lui avrebbe continuato questo tavolo con le associazioni non istituzionali, ma abbiamo dei numeri importanti, io ho 400 associati, più tutti i simpatizzanti dei residenti che vorrebbero associarsi addirittura, non possono perché non hanno una partita IVA, però ho così tanto seguito, ho così tanta gente che chiede aiuto e dico ragazzi, ma c'è qualcuno che lo fa di mestiere, che dovrebbe essere suo dovere, dovremmo andare tutti a chiedere a loro
e ci chiudono la porta in faccia. Ecco, tutte queste cose fanno male e non sento che sia una colpa, come ho percepito un attimo all'inizio del tuo discorso, che il commerciante deve fare, chiamiamo qualcosa di più. Tu hai parlato di qualità. Nei negozi di Treviso c'è tanta qualità. Purtroppo non abbiamo sempre la possibilità di dimostrarla perché Treviso si sta desertificando, quindi questo è un grosso problema. Però, non riusciamo a dimostrare la qualità. Presidente Piovesan, è vero e condivido tutto quello che ha detto Nicoletta, però c'è anche un cambiamento epocale, cioè l'acquisto tradizionale che si faceva una volta, lo shopping, la vasca. Io mi ricordo, c'erano ragazzi che lasciavano là lo stipendio, c'era solo il vestire, c'era la moda dei paninari, ricorda papà queste mode, ognuno doveva vestire in quella maniera. Per trovare i negozi bisognava venire in centro storico, nei centri storici, perché non si trovavano, non c'era niente dalle altre parti, c'era la vitalità del centro storico. Ma oltre a questo c'era il tribunale, c'erano degli uffici importanti. Cosa è successo? Che qualcuno all'improvviso ha deciso di dare una svolta. Troppa gente in centro storico, troppe macchine in centro storico, delocalizziamo e hanno incominciato col tribunale. Io mi ricordo quella volta, Nicoletta, quanti di noi hanno protestato, perché pensate cosa portava un tribunale per un centro storico come Treviso, ma parlo non solo per Treviso, cercate di ragionare in generale anche voi a casa, perché c'era un via vai continuo di persone che facevano carte, che andavano... E là è stato il primo segnale che abbiamo avuto cosa vuol dire svuotare di qualcosa di importante un centro storico se non hai subito un supporto da mettere che integri quello che hai portato via. Ma non è finita, hanno iniziato a portare via le forze dell'ordine, la polizia, hanno la questura, la famosa questura, degli ambulatori importanti. Cioè non può reggere il piccolo. C'è un progetto che forse se qualcuno in comune di Treviso va a vederlo, lo dico anche quasi tutte le mattine papà, dove si dice attenzione, un progetto fatto da qualcuno che capiva cosa voleva dire fare un progetto per il centro storico, e parlo in generale. Potete dare spazio ai centri commerciali che stavano nascendo, allora si sentiva il profumo nell'aria di queste zone, queste cattedrali nel deserto. Però attenzione, dovete tenere sempre parallelamente l'importanza del centro storico. Ecco, cercare che vadano sullo stesso binario parallelamente. Due binari. E invece no, cosa è successo? È rimasto un unico binario, non parlo solo di Treviso, parlo di tutte le città, dove sono arrivate le multinazionali, dove anche se pagano 20-30 mila euro di affitto, qual è il problema? Lo scaricano, si passano i marchi. E la desertificazione di quella che era proprio la risorsa del centro storico, il commerciante, l'artigiano, il botteghiere, che tutti ci invidiavano perché i turisti venivano in Italia per trovare queste botteghe. E ancora nel 2026 funziona così, papà. Non è che il turista che arriva va a vedere la multinazionale, va nella via più strana cercando di trovare questa pillola, questa perla di bellezza. Ma come fanno a resistere queste persone? Ma come fanno a resistere? Parliamo ancora di saldi, Papa, nel 2026, quando la grande distribuzione fa i saldi 365 giorni all'anno. E qua si parla ancora di saldi invernali e saldi estivi. Ma non vedete che il sistema è stato blindato da qualcuno che non vuole veramente lavorare per il futuro, ma vuole lavorare per il passato che non c'è più, Papa? No, sono d'accordo, sono pienamente d'accordo. Allora io mi riferivo come qualità, ero indirizzato a parlare di quello che sono presidente, cioè della mia categoria. Se adesso usciamo dal discorso della mia categoria, sono d'accordo sul discorso della signora. Innanzitutto mi scuso se mi sono fatto capire in un'altra maniera.
perché la qualità sicuramente in centro Treviso c'è. È molto difficile oggi perché, come dice lei giustamente, è cambiato tutto in generale, anche gli acquisti online sono aumentati da parte dei giovani e anche di altri, insomma, anche di non giovani. E quindi io vedo anche le ultime volte che sono stato a Treviso e ci vengo spesso, praticamente è veramente una città un po' vuota, diciamo, no? È cambiato tutto, c'è una metamorfosi in atto. Come riuscire a fare per mettere a posto questo tipo di discorso è un po' non è facile perché tutti sono un po' rivolti verso la grande distribuzione, c'è poco da fare. Il negoziato piccolo fa fatica, logicamente, deve trovare un sistema che oggi è difficile, poi si trova tutto dappertutto, capito? Non è facile, soprattutto per chi vende un certo tipo di merci, insomma, questo è il discorso finale. Forse l'artigiano riesce un po' di più perché l'artigiano va a plasmare quello che è una sua idea, è una sua creazione, ma chi vende su scala, diciamo, dei prodotti che vengono creati a monte è molto difficile, sicuramente le soluzioni sono difficili da trovare, molto difficili. Anzi, allora, in sentiamo questo momento anche Nicoletta Piovesan come commenta, però prima direi di andare a vedere questo servizio, cosa ha detto il presidente proprio della Confcommercio dell'Ascom Capraro, proprio sul bilancio saldi, poi lo commentiamo. Adesso dovrebbe partire il servizio. Saldi. Capraro, bilancio saldi. Nei negozi si possono ancora trovare dei saldi, prezzi al ribasso per catturare l'attenzione dei cittadini. Un periodo questo per il commercio non positivo, con una partenza buona dei saldi, ma che poi ha ricevuto una battuta d'arresto significativa. I risultati non sono stati come i negozianti si aspettavano. Non hanno prodotto i numeri che si speravano e soprattutto di cui c'era bisogno. In linea con tutto un cambiamento di tendenze sul consumo alle quali noi stiamo assistendo e che sta prendendo principalmente di mira, diciamo, quei settori che sono poi i settori di saldi, i settori dell'abbigliamento, i settori degli accessori e delle calzature, per cui mi pare che sia anche per Treviso in linea con il resto delle realtà commerciali italiane. Gli eventi internazionali e gli attacchi missilistici delle ultime ore di certo non aiuteranno un settore già in crisi. Nei momenti di incertezza anche psicologicamente si è portati a spendere meno, a stare più attenti, a guardare cosa succede prima di investire, prima di spendere, e questo è un aspetto. Il secondo aspetto è che comunque sono realtà, quelle del Medio Oriente, che portano anche un turismo nelle città d'arte del Veneto, e questo probabilmente potrebbe essere condizionato dagli eventi che sono in corso. Bisogna fare di più, spiega Capraro. Sono cambiate anche le tendenze, si acquista meno un capo di abbigliamento ma si spende di più per l'esperienza. La gente preferisce fare un viaggio piuttosto che possedere un capo. Non solo. C'è comunque una contrazione di spesa generale data dalla situazione che stiamo vivendo soprattutto per il ceto medio, e questo incide sulle realtà dei nostri territori. Difficile la situazione anche per i negozi storici di Treviso. I negozi storici stanno cercando di resistere, no? Sono eroici, perché è sempre più difficile riuscire a competere nell'ambito cittadino a fronte di affitti che aumentano, quindi di una sostenibilità economica che è sempre più difficile da raggiungere, e ovviamente la competizione con i grandi marchi, con le grandi catene, è una competizione difficile, perché le realtà di catena hanno la capacità economico-finanziaria di sostenere canoni che sono sempre in aumento. Dobbiamo fare delle politiche assieme all'amministrazione comunale, termina Capraro, perché il valore dei negozi storici di Treviso non venga mai a mancare. Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella, ciao. E buongiorno ai tuoi ospiti. Quello che riguarda gli artigiani, ambulanti, la gente che sia, il bottega costa troppi soldi, e dopo un artigiano continua sulla sala cinesca, è da pagarsi tutto, dall'Inps a tutto quanto,
non c'è gratis, è un sacco di spese. Sui mercati, adesso una volta si pagava una cretinata, adesso ci vuole 100 euro al giorno, solo che per una giornata verso un banco al mercato. Adesso ti sento bassissimo, non so cosa sia successo. Come no? I comuni già da cariche di spese a uno che si alza alle 3 della mattina che vuol verso un banco, che parlo sull'ambito della frutta e verdura. Infatti a proposito di volta, gli da pagare una quantità di soldi enorme, si è messo metro in fuori, gli dà un'altra spesa, multe. Non è facile, una volta l'aveva venduto. Adesso i commercianti, quelli più tartassai, va bene? E paga tutto di tasca sua, sull'introito, su quello che c'è il suo fatturato, cava via tutte le spese, cosa ha avuto che resta? E il suo vantaggio andare da euro perché la merce che è buona. Se mi compro una maglia da 20 euro e a me fa schifo, a me fa i brufoli, poi non torno a maglia, spendo di 200, ma è di lana e a me dura 5 anni e non è mai fa mai perché non è di perica di tutte le fibre che ti fa solo che male, di plastica. E cosa ne mi cerca? Lo sappiamo il problema. Rinaldo, mi senti Rinaldo? Per non parlare di quello che hanno fatto sulla strada nuova, di quel bellissimo teatro dove hanno aperto un supermercato e davanti un affresco hanno messo i frigoriferi. No, ma avete capito? Prova un piccolo a fare qualcosa se riesci a fare una cosa del genere. Vai Rinaldo. Pensa che in piazza San Marco gli aveva aperto, in piazza San Marco vicino a Floria, gli aveva aperto una bottega di pizza al taglio. Pensa a te adesso Mirella, è una porcheria. I commercianti che vedono con le botteghe buone, i eroi, perché non so neanche come ti passa a calipire, perché non vede più. E la gente adesso, i soldi che ne circolano a pochi, non stiamo 100 meglio, una cosa, non vede più niente. Chi che ha i skate si tiene, i skate come i dolori, chi ha si tiene. Grazie caro Rinaldo, grazie, fammi andare avanti adesso con gli ospiti, è importante sentire anche la voce di Nicoletta Piovesan, come ho detto questa guerriera che sta cercando di portare tante voci, dovrebbe essere al cospetto di questi amministratori. Ecco, cosa vuoi dire, ecco, in base anche a quello che ha detto il Presidente Capraro, questi saldi, ma mi sembra che qualcuno abbia detto, perché fanno i conti prima, ogni italiano spenderà 200 euro, 300 euro, vi ricordate le cifre? E la Mirella dice, ma come fai? Non so, e poi vediamo che è un flop i saldi anche quest'anno. Prego Nicoletta. Secondo me è un'estrazione all'otto quando danno, perché come si fa a dire come andrà domani, facciamo fatica a dire se domani piove o no, ma non importa, sono analisi che loro si sentono di fare e le porteranno avanti, che siano ridicole o meno, pazienza. Io quello che chiederei a Capraro se fosse qua in questo momento, perché lui continuamente in tantissime interviste, in tantissime occasioni ho sentito che dice dovremmo fare, faremo con l'amministrazione comunale, perché lui ha fatto un'analisi, giusta o sbagliata che sia, è la sua analisi, la rispetto. Ma e cosa stanno facendo? Cioè, perché io questo discorso di faremo l'ho sentito mesi e mesi e mesi fa, ma dalla prima volta che hanno annunciato questo faremo ad oggi, che sono passati mesi, cosa hanno fatto? Nadia da Treviso, poi continuiamo, vai Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Io confermo quello che hai detto. Sono venuta, mio papà aveva un elettrauto a Porta Carlo Alberto e al semaforo della porta, insomma, diciamo. E io sono andata là in un ufficio che avevo 14 anni, fino a che ha chiuso 25 anni fa. Praticamente io andavo in banca, non andavo neanche salita sulla bicicletta, mi passavo tutta a piedi da Porta Carlo Alberto fino alla loggia di Cavalieri e c'erano tutti i negozietti, che era più il tempo che mi fermavo a guardare le vetrine che no il tempo che passavo in banca.
ma era favoloso. Andata via la questura, Santa Maria Maggiore, Madonna Granda, è diventata un deserto. Hanno chiuso tutto il tabacchino, il macellaio, hanno chiuso tutte le botteghe che c'era. La nostra Treviso era favolosa. Adesso io a Treviso non vengo perché non c'è niente, tutti i negozi chiusi. Adesso hanno aumentato addirittura il parcheggio, dunque avranno sempre meno gente. La fanno morire invece di farla viva. Mi ricordo che te eri da Rodella, che venivo ti ricordi? E ti vedevo là. Sì. Era di vicoletti favolosi, e poi la vendita dei funghi. È sparito tutto. Vi ringrazio, arrivederci e buona giornata. Ciao cara Nadia, è proprio vero, ecco quello che dice Mirella, io l'ho vissuta la città, nel cuore della città per tantissimi anni, ero un'imprenditrice, perciò quando parlo so quello che dico, non è che mi invento le cose, sentite che Nadia mi dà ragione, come Rinaldo, c'è stata una volontà di disertificare il centro storico perché c'erano queste cattedrali nel deserto che stavano sorgendo, ecco, questi introiti comuni enormi di queste opere di urbanizzazione. Capite che c'è tutto un disegno sotto che non vi dicono, ma ve lo dico io. Prego Nicoletta Piovesan. Vorrei sottolineare solo che per l'amministrazione comunale, anzi per l'assessore Vettoretti, che l'ha dichiarato nei giornali, la soluzione per far così rivivere, rinascere, rifiorire i mercati sono i B&B nelle vetrine, quindi faremo dormire nelle vetrine sfitte persone che verranno a Treviso non si sa far cosa, e occuperemo così quello che dovrebbe essere invece un commercio, incentivare il commercio. Stiamo incentivando i B&B, che poi non credo neanche che per regolamento si possa fare, ma questo non sono persona di legge, quindi lo farà chi di competenza, capire se un B&B può stare su un negozio, perché da quello che so io i B&B possono dare colazione, infatti si chiama bed and breakfast, colazione e letto. Non ho capito l'assessore Vettoretti se pensava che a colazione mangiano verdura cotta o mele cotte e vanno a comprarle nel mercato. Ecco, questo non ho avuto modo di confrontarmi con questa cara assessore che si nega a ogni richiesta di contatto, ma io sono sempre qui. Allora Papa, però lei ha detto non è il mio settore, ma è la stessa cosa Papa, c'è un filo di Arianna che unisce, perché anche lei è un artigiano, anche lei, anche voi dovete combattere col lavoro che fate, lei è un parrucchiere, con questi saldi che fanno in certe promozioni, la piega 10 euro, i prodotti scarsi, ma pochi soldi in tasca, perciò io ti gioco, ti dico e ti faccio la piega con 10 euro e io che ho 10 euro cosa faccio? Ascolto questo, mentre la qualità, ecco, coccolare il cliente, cercare di far capire cosa è l'importanza, specialmente nella cura della persona, dei prodotti veramente di qualità, perché poi ne paghi le conseguenze, perché succede qualcosa, ecco, a medio e lungo termine poi paghi questa perché sono prodotti scarsissimi. Allora capisce Papa che è tutta una questione di mettere assieme il mosaico, perché alla fine gli affitti li pagate anche voi, le tasse le pagate anche voi, le squadre state cercando di farle anche voi avete i rappresentanti. Ecco, il problema è che non si riesce mai a unire le squadre. E invece sono problemi che riguardano tutti, sono gli stessi, che uno venda un gioiello, che faccia una testa di capelli, che venda è la stessa cosa. Perché i problemi sono quelli, i parcheggi, gli affitti, il personale, le tasse, cioè non è che si parli di cose strane. Prego Papa. Allora, io volevo far capire una cosa, volevo dire io, che non sono contro il vostro pensiero, però io la penso in un'altra maniera un po'. In che senso? Sono cambiati i consumi, oggi dal cellulare, uno ha un cellulare compra di tutto. Una volta dal cellulare non compravi nulla, non avevi il cellulare in mano. E le posso assicurare che moltissimi oggi
adoperano questo sistema sia sull'abbigliamento che per comprare un libro, per comprare un qualsiasi oggetto, si fanno arrivare a casa il prodotto tramite queste case che ormai ti suonano il campanello e ti arriva a casa, e logicamente ha tolto una fetta di mercato un po' a tutti. Per noi acconciatori è diverso, perché il cliente deve venire da noi e lo devi conquistare, no? È un po' diverso. Chi fa un certo tipo di prodotto, ripeto, ci sono dei problemi, che vende un certo tipo di prodotto, ci sono dei problemi logici. Perché se uno si fa un esame di coscienza, se uno abita in centro storico a Treviso, è logico che cerca il servizio a Treviso, e se trova qualcosa a Treviso si ferma a Treviso. Logico questo, però se a 1 chilometro c'è la grande distribuzione che lo stesso prodotto te lo vende a quel 30% in meno, è logico che è normale che una persona vada là. È molto difficile trovare un'equazione in queste cose, anche se penso che bisogna trovare il sistema che arrivi, come giustamente diceva prima, del turismo. Ecco, del turismo potrebbe aiutare certe attività, no? Far fermare i turisti in centro storico, che consumino in centro storico, che insomma, ecco, questo può aiutare, però trovare una soluzione perfetta non è facile. Sono cambiati i consumi, ma in una maniera micidiale. Io mi ricordo una volta per Pasqua, mi ricordo i discorsi che sentivo anche in salone, vado a comprarmi il vestito, vado a comprarmi questo, vado a comprarmi l'altro, è Pasqua, arriva Pasqua, dobbiamo prendere questo. Oggi hanno tutto in un momento, semplicemente aprendo il cellulare, oppure in questi grandi centri commerciali che entrano e trovano di tutto, che dopo si trova la cosa, diciamo, di qualità magari non eccezionale, è un altro discorso ancora, però questo è il mercato oggi, purtroppo è cambiato tutto, cambiato completamente tutto. E è vero anche, come giustamente dice, che non è giusto che si paghi sempre di più un parcheggio in centro storico, come in altre situazioni. Non è solo Treviso, c'è anche altre città che hanno questo problema, perché arrivare in centro storico deve essere, sì, pagare il giusto, però se si comincia ad aumentare anche questo diventa deleterio per chi ha un negozio, perché la gente non viene più, cambia direzione. Sicuramente sono d'accordissimo su questo. Trovare una soluzione comunque non è proprio così facile. Ma forse con l'ascolto di una squadra è un passaggio forte. Papa, però invece di ascoltare un solo binario, Papa, ma invece di ascoltare un solo binario, se si ascoltasse più binari, forse qualcosa potrebbe cambiare, perché più idee possono anche far emergere magari un qualcosa che tu non ti aspettavi e che magari può essere utile, ma devi ascoltare chi è addetto ai lavori, chi sa di cosa parla, chi vive la questione. Non puoi ascoltare un politico che magari non sa neanche cosa vuol dire quel lavoro là, che viene da tutta un'altra parte. No, perché Papa bisogna anche dire le cose, perché qua abbiamo bisogno di competenza se si vuole cambiare il paese, no? Di professionalità, no? Di impreparazione o di slogan, perché qui si parla per slogan a volte. Nicoletta Piovesan, cosa vogliamo dire? La squadra che si riesce a far fatica, ecco, a unire, tanta fatica, poi quando ce l'hai qualcuno non vuole ascoltare, e invece il problema è proprio l'ascolto. Papa diceva si sta volando, non siamo più fermi, però io ripeto e lo dico che stiamo diventando una popolazione sempre più diversamente giovane, e qua sarà molto da dire. Non penso che tutti comprino online, sì, ce ne saranno anche tanti, Papa, ma c'è ancora chi va a prendersi la scarpa, il vestito, e invece che sulla quantità, ecco, magari puntare sulla qualità. Il problema è che anche il piccolo è fatto da multinazionali, all'interno ci sono loro, anche se il negozio è piccolo. Questa è la verità, Papa. Non c'è più la qualità, ma c'è la quantità di prodotto e di negozi. Nicoletta. Allora, intanto sfattiamo il fatto che in centro a Treviso i negozi siano più cari che fuori. Non è vero, perché se si è a conoscenza di quante spese hanno i negozi dentro i centri commerciali, ci si rende conto e capiamo perché anche loro stanno chiudendo. Conosco una realtà che aveva 20 negozi, ne ha chiusi 16 intanto dentro centri commerciali del Veneto. Quindi non è vero che dentro i centri commerciali si lavora e non si paga il parcheggio e ci sono dei vantaggi. No, ci sono dei vantaggi rispetto al centro storico solo per i parcheggi,
non c'è il vantaggio del prezzo, perché hanno anche loro dei costi imposti, tra l'altro, perché i nostri, oltre ad avere l'affitto, non abbiamo l'attività di marketing che fa il direttore del centro commerciale imposto, ma sono scelte che ci facciamo noi. Quindi non è vero che in centro si paga di più lo stesso prodotto che si trova fuori. Quello che possiamo dare noi, e premetto che tantissimi negozi a Treviso, ma ovunque, fanno online e negozio fisico, quindi c'è una certa collaborazione con la vendita online anche da parte del piccolo negozio, e sono scelte che, se l'attività commerciale prevede come budget, come piano di marketing che riesce a fare, lo fanno. Quindi non è che l'online sia la scusa per dire i negozi chiuderanno, vanno male per colpa dell'online. No. L'online fa parte anche dei piccoli negozi fisici, non tutti, ma chi se lo ritiene lo fa. È strutturato, è riuscito a capire l'importanza. Chi sceglie di farlo? Io non lo faccio perché secondo me la qualità che do io con tanto vanto come tecnico e come persona sul mio prodotto non riuscirei a darla online. Allora andiamo a vedere anche mercato ambulanti, andiamo a Vicenza e poi commentiamo. Sfrattati da Piazza San Lorenzo nelle 3 settimane di Natale. Gli ambulanti che a Vicenza animano il mercato del giovedì non dimenticano, sono le casse a ricordarglielo. Sì, perché nel periodo delle feste avrebbero avuto un drastico calo dei fatturati. Noi del mercato di San Lorenzo, con lo spostamento a piazzette mutilate, abbiamo avuto un danno economico dal 20 al 40%, dipende un po' dalla collocazione degli ambulanti. Erano stati spostati nella più marginale piazza del Mutilato per far spazio alle casette di Natale nella centralissima piazza San Lorenzo, una scelta, quella dell'amministrazione di centrosinistra, che li ha costretti a traslocare proprio nelle 3 settimane festive, quelle più remunerative, e adesso si leccano ancora le ferite. Ci stiamo ancora leccando le ferite, però abbiamo già spedito al Comune una relazione che documenta il danno economico che abbiamo avuto nel spostamento a Natale. In realtà in piazza San Lorenzo, liberata dal mercato del giovedì, le casette di Natale non hanno fatto buoni affari. Alcune aprivano solo durante il fine settimana, qualcun altro se n'è andato prima che finisse il periodo festivo. Insomma, alla fine nessuno è stato contento. Abbiamo anche fatto una documentazione fotografica anche delle casette proprio del periodo natalizio qui in piazza San Lorenzo, che mostrava che c'era qualche casetta aperta, qualche casetta chiusa, quindi che non avevano lavorato. Adesso però, perché non si ripeta un altro Natale in tono minore, gli ambulanti del mercato hanno chiesto un incontro a breve con il Comune. Ci troviamo con il Comune perché si apre un tavolo di confronto, perché non riaccada più che ci spostano nel periodo di Natale. Più che il mercato, a rallentare le imprese è la carta. Tra autorizzazioni, controlli e tempi amministrativi incerti, la burocrazia continua a pesare sul lavoro quotidiano di negozi e pubblici esercizi. Secondo il consiglio direttivo di Confcommercio Padova, procedure complesse e adempimenti ripetuti sottraggono tempo e risorse agli investimenti, incidendo soprattutto sulle piccole realtà. È un tema che a noi costa parecchio e ci deve essere un dialogo tra uffici. Quando noi presentiamo qualche domanda, qualcosa, ci deve essere appunto questo tipo di relazione tra gli uffici pubblici, altrimenti per noi diventa veramente qualcosa di estremamente difficoltoso e difficile. Il nodo non è solo economico ma competitivo. Meno burocrazia significa più crescita e servizi migliori per i cittadini. La Regione è al lavoro su questo fronte. Con gli uffici stiamo lavorando molto sul tema della digitalizzazione, perché io penso che questo sia un fattore essenziale per semplificare. Poi un altro tema fondamentale che è quello che l'utente non immetta più volte gli stessi dati. Questo è un tema classico della pubblica amministrazione, che ogni volta che uno deve fare una domanda per un incentivo, entrare in un portale, deve rimettere Massimo Bitonci, nato a Padova, eccetera, eccetera. Invece con lo SPID e con la CIE, con la carta d'identità elettronica e con la digitalizzazione che stiamo facendo, portando avanti anche in Regione,
uno entra e ha già tutti quanti i suoi dati, quindi facilita moltissimo. Quindi io penso che per step riusciremo a dare delle risposte concrete. Allora, Nicoletta Piovesan, come commentiamo, adesso abbiamo il nuovo assessore regionale al commercio che è Massimo Bitonci. Ecco, cosa vuole dire? Si parla molto di digitalizzazione, si parla di online, si parla di tante cose, però purtroppo il problema è quello che vive il commerciante. Ecco, l'artigiano in tutti i sensi forse non è sentito bene, non riescono a capire l'importanza di ascoltare assieme, cercare di fare questi tavoli, perché giustamente, e condivido, Papa ha detto è cambiato il consumo, non è più il consumo di una volta, perfettamente ragione, sono d'accordo, basta vedere anche al Banco Solidale roba che arriva di abbigliamento nuova perché non la mettono, non riescono neanche ad adoperarla perché c'è stato un super consumo, un super acquisto, però questo non vuol dire che non si vende più niente, a cercare di capire dove parare assieme, come fare, come attirare le persone, cosa fare. Nicoletta Piovesan. Secondo me ci dovrebbero essere due tipi di tavoli, uno operativo e uno per la burocrazia. In quello operativo devono essere per forza di cose coinvolte le persone che vivono di prima persona di commercio e il commercio. Poi hanno questioni tecniche, la sburocratizzazione, vogliamo semplificare i documenti di richieste, benissimo, grazie. E quello è un tavolo tecnico fatto da persone che stanno alla scrivania, dove noi avremo ben poco motivo di esserci, perché sono questioni di normative, di leggi, e va bene così. Ma nell'altro tavolo noi dobbiamo esserci, perché non possiamo pensare che una persona di ufficio possa capire cosa vuol dire stare in un negozio minimo 12 ore al giorno, avere i dipendenti da pagare, capire che i dipendenti devono parcheggiare, capire che i dipendenti hanno i loro diritti e i loro doveri e quindi bisogna agevolare anche loro, e il quanto fa male al commerciante vedere che il negozio di fronte chiude e dopo stanno anni, tantissime volte, per riaprire in attesa di una riapertura, queste strade che si svuotano, queste vetrine spente che fanno comunque poca sicurezza, perché bisogna anche parlare della sicurezza. Noi a Treviso stiamo lavorando tantissimo sulla sicurezza, non sul percepito, perché ormai non si parla più di percepito, ma di poca sicurezza concreta. Non siamo in uno stato così che non si può recuperare, diciamo, anzi stanno facendo molto bene. Io colgo l'occasione per ringraziare i carabinieri, sono stati fantastici. Dopo una mia intervista fatta sui giornali che mi hanno letto, mi hanno cercato, contattato, ho parlato con il comandante provinciale e il comandante della caserma di Treviso, due persone splendide e disponibili e che capiscono cosa vuol dire collaborare con chi vive in quella strada. Li ringrazio intanto per avermi contattato, per aver coinvolto tutte le parti della nostra associazione, perché purtroppo quando si perde un attimo il riferimento, il punto di riferimento che fanno anche le famiglie, dove dicono non so se mandare in giro il mio ragazzino, mio figlio di 14 anni, 12 anni, 16 anni, è sicura o non è sicura a Treviso. Dove vanno? Ragazzi, vanno nei negozi. Purtroppo, non si sa perché, ma vanno nei negozi. Quindi abbiamo fatto una propaganda attraverso i social, attraverso le community che abbiamo, della chiamata al 112 come prima chiamata in caso di non mi sento sicuro perché ho visto qualcosa che non mi piace, ho visto qualcosa che deve essere segnalato. Ecco, utilizziamo questo 112 come primo intervento, poi andiamolo a raccontare anche a chi vende pane e formaggio, a chi vende scarpe, perché possono essere diciamo dei portavoce utili. Però la prima cosa è il 112. A Treviso stiamo risolvendo tantissimo e vedo che un po' alla volta la situazione nei vari quartieri di Treviso sta migliorando. Pubblicità.
solo la congiuntura economica, l'incertezza legate alle crisi internazionali a minacciare la tenuta del comparto artigianale e anche la concorrenza sleale rappresentata da abusivismo e contraffazione. Per quanto riguarda il primo aspetto, sono oltre 8.600 le imprese artigiane colpite, il 39,5% del totale. I settori maggiormente coinvolti, quello del comparto edile e dei servizi alla persona, acconciatura ed estetista. Su 100 imprese regolari ce ne sono almeno 23 che non sono regolari naturalmente e quindi non le possiamo chiamare imprese, ma ce ne sono 23 che lavorano a casa in nero. E la cosa sta prendendo una piega come fosse una cosa normale, che ci sono soggetti che lavorano in nero a casa senza nessuna come dire, licenza, eccetera, e addirittura fanno la pubblicità su Facebook o su Instagram. Per quanto riguarda la contraffazione, a farne le spese soprattutto il settore moda, con la marca che detiene un primato negativo. Treviso è la prima provincia, diciamo così, per il mercato della contraffazione. Dati confermati dal boom di sequestri dal 2023 ad oggi. Nel periodo 2012-2014, parlando di contraffazione, sono stati sequestrati merci per 700.000 euro. Questo è un dato certo, ma la sensazione è che questo sia sostanzialmente la punta dell'iceberg. C'è poi un altro aspetto da non trascurare quando si parla di contraffazione. Potrebbe annidjarsi anche, non dico un modello di schiavismo, ma di manodopera, di sfruttamento della manovalanza. Chiediamo tolleranza zero sia per l'abusivismo che per la contraffazione che sottraggono lavoro e reddito ai piccoli imprenditori e risorse finanziarie allo Stato. Conclude Sartori, che invoca maggiori controlli e poi lancia un appello ai sindaci. Attenzione che i primi controllori del territorio e delle imprese che insistono nel territorio siete voi. Allora sentiamo Papa come commenta questo servizio della Confartigianato. Avete visto, ecco, anche i negozi di parrucchieri, abbiamo visto, ecco, la contraffazione, l'esposizione e soprattutto il lavoro, la manodopera. Prego Papa. Beh, allora, il Presidente Sartori ha parlato perfettamente, allora, ha detto tutto praticamente. Allora, oggi sempre di più si dà per normale che uno lavori in casa o porta un servizio a casa, sembra normale, però se a monte si sa quali sono le regole, norme igienico-sanitarie che deve avere un acconciatore e soprattutto un estetista, ci penserebbe 1000 volte, perché è tutto vero quello che sta succedendo e praticamente è perché l'utente finale non sa realmente quello che succede, perché il fatto che magari uno entra in casa, è appena stato magari da un altro utente e usa lo stesso pettine o la stessa forbice che magari ha usato l'altra parte, e l'altra parte era malato oppure aveva delle ferite in testa o aveva dei grossi problemi, porta la malattia dall'altra parte. Cioè stiamo parlando, il discorso unghie, estetica, non ne parliamo perché stiamo parlando di qualcosa di micidiale, perché cioè, praticamente l'igiene è la prima cosa importante in quei casi. Però sempre, logicamente deve essere stata fatta pubblicità su quello che può essere, quello che può succedere appunto quando ci sono questi tipi di servizi fatti in casa o a casa dell'utente, che praticamente non sono in regola, non sono a posto nelle norme igieniche, anche nei prodotti che usano, perché il 90% non usa prodotti di qualità o prodotti di un certo tipo, oppure che non hanno neanche l'esperienza per usarli. Anche questo è un altro passaggio, non hanno neanche l'esperienza per usarli, ancora peggio. È un problema vero e sempre di più si sta allargando, perché si sente che mancano anche nei nostri saloni manca un qualcosa, insomma, ecco, questo è il discorso. Eppure i centri di formazione rispetto ai licei tradizionali stanno crescendo, vuol dire che c'è anche un momento da parte dei giovani di imparare, di essere curiosi. Ecco, la formazione non è colpa loro se fino adesso non c'è stata. Ecco, avevano veramente chiuso quasi questi ITIS, queste scuole di formazione, ed esisteva solo il liceo. Invece il giovane sta rispondendo adesso, abbiamo dei numeri veramente importanti. Ecco, come vede i giovani anche nel suo lavoro, Papa?
No, i giovani, allora, ci sono dei giovani che stanno studiando, stanno lavorando bene e si stanno formando anche bene. Logicamente oggi non bastano più i 3 anni più l'ultimo anno che è il quarto di qualifica per aprire un salone. Serve molto di più, quindi io dico sempre che occorre soprattutto muoversi in direzione di essere formati anche facendo esperienza in diversi saloni e soprattutto frequentando corsi extra scuola, diciamo, no? Che sono creati apposta per far moda, sul colore, su quello che può essere tutto quello che crea moda. I giovani come stanno rispondendo? Bene. A me sembra che ci sia una percentuale di giovani che stanno rispondendo bene, come c'è un'altra parte che a me non interessa, ma è sempre stato un po' così, insomma, non bisogna vedere le cose sempre del lato negativo. Ci sono giovani che stanno impegnando, qualcuno io conosco anche che hanno aperto da poco, però si sono fatti la loro gavetta, hanno aperto a un'età che hanno i 30 anni, ormai hanno capito un attimo come funziona e vedo che stanno lavorando, insomma, e dagli un plauso che sono bravi e stanno lavorando bene, ma hanno seguito un iter di formazione molto forte. Ecco, questo è un po' quello che voglio trasmettere io, l'iter di formazione molto forte. Senta Papa, ormai siamo in chiusura, come si apre la primavera per quanto riguarda il colore, le acconciature, cosa vedremo in primavera 2026, cos'è la tendenza? Prego Papa. Allora guardi, è semplice il discorso, adesso parlo in generale molto velocemente. Allora, per la donna i capelli si accorceranno un po' di più, questo è un po' il mood che si vede in giro, con colori sempre sul caldo che fanno tendenza, ma dopo ognuno va un po' a interpretare la moda a come sta bene, come colore, a come sta bene anche nel discorso viso, la visagistica, bisogna interpretarla un attimo la moda e anche i colori, perché non è detto che perché se va di moda un certo tipo di colore bisogna farla tutte, cioè ecco qua che ritorno al discorso di prima, la formazione, un certo iter di formazione serve per riuscire a capire bene cosa fare. E per quanto riguarda anche i maschietti, si stanno allungando un po' i capelli, anche il maschio finalmente non avrà più queste rasature enormi, diciamo, come prima, sempre tutti rasati e via dicendo, ma si allungheranno un po' i capelli, questo è un po' il mood estivo. E i capelli ricci, capelli lisci, come capelli mossi? Sì, sempre sul mosso, si lavora sempre sul discorso, tanto movimento sulle donne ci sarà molto movimento, quindi onde, meno boccoli ma più onde, ecco, e movimenti molto blandi. La testa con l'onda. Allora andiamo a vedere un altro servizio sempre dell'assessore Bitonci proprio sulla riforma commercio. Andiamo a sentire cosa dice l'assessore Massimo Bitonci. A brevissimo approveremo il nuovo bando per i distretti del commercio con 10 milioni di euro, ma approvata poi la legge di bilancio ci saranno ulteriori risorse per iniziative. L'assessore alle imprese e al commercio del Veneto, Massimo Bitonci, ha le idee chiare. Il governatore Stefani l'ha voluto per un incarico chiave in una fase difficile per il tessuto produttivo e commerciale, tra costi energetici e concorrenza globale. Tra le preoccupazioni urgenti di Bitonci c'è la riforma del commercio. Riforma del commercio che l'anno scorso non è stata approvata, nella scorsa legislatura regionale, e quindi la norma è decaduta, quindi io la ripresento alle associazioni di categoria proprio martedì prossimo, il 20. Il tavolo sarà aperto non solo alle maggiori associazioni di categoria, ma anche a quelle provinciali, che potranno dare anche dei contributi scritti. Questo sarà un lavoro molto importante perché è noto il problema, direi, urgente della chiusura di molti negozi di vicinato. Abbiamo visto i numeri della CGIA di Mestre, ma anche delle associazioni del commercio, una diminuzione importante, quindi la Regione sta lavorando per un sistema di tutela. Bitonci e la Giunta vogliono agire concretamente con un aumento delle risorse. C'è poi il grande tema del commercio online. Il grande tema è quello. E allora io sono sempre stato dell'idea, anche dal sottosegretario al Ministero delle Imprese, con la delega anche al commercio,
che per contrastare l'online bisogna affiancare l'online, cioè non è possibile contrastarlo vietando, no? Questa è un'utopia. La Regione Bitonci vogliono essere interlocutori diretti con i commercianti, organizzando i corsi di formazione per i commercianti. Dobbiamo fare in modo che ci siano gli strumenti attraverso la Camera di Commercio, attraverso la Regione Veneto, attraverso le associazioni di categoria. Allora, sentiamo Nicoletta Piovesan come commenta quello che ha detto l'assessore Bitonci. Dalle parole ai fatti, attendiamo che convochi le persone giuste ai tavoli corretti, quindi magari ci aspettiamo un invito anche noi che siamo non a livello regionale, un po' più piccoli, ma che esistiamo, che possiamo dare un contributo. Ma io non parlo di Veneto Imprese Unite perché esistiamo solo noi, ma io dico tutti quelli che sono come Veneto Imprese Unite, anche in altre città, dovrebbero essere ascoltati da chi in regione almeno dice di voler fare qualcosa per il commercio. Ma io mi aspetto sempre qualcosa di concreto, perché parlare di 10 milioni destinati a magari se ci raccontano come vengono spesi, con che modalità hanno deciso di investirli, magari possiamo dare dei suggerimenti, perché poi loro sono pagati per fare questo e noi speriamo e ci auguriamo e siamo sicuri che si impegnino per farlo per il meglio. Però magari dei suggerimenti da chi lo vive sto commercio, da chi vive di commercio, magari sono una cosa utile anche per loro. Anche sì, diciamo, anche sì. Dovrebbe essere. Sentiamo Papa come ci saluta, con quale messaggio. Prego Papa. Allora, io volevo ritornare un attimo sul discorso di prima. Io penso che in questo momento, come abbiamo detto fino adesso, c'è un cambiamento epocale dei consumi. Io lo chiamo epocale perché sta cambiando tutto. E bisogna guardare cosa ci sta succedendo tutto attorno. E il cambiamento epocale è dato anche da un cambiamento economico, perché purtroppo la gente non ha più quei soldi in tasca di una volta, no? Logicamente. E tutto è dato da questo. Si concentrano più, come giustamente diceva prima, adesso non mi ricordo più, sui viaggi, su magari, ecco, anche il discorso di andare a mangiare magari a fine settimana qualcosa, però magari non comprano più il vestito, non comprano più qualcos'altro, vengono una volta in meno dal parrucchiere, cioè stanno distribuendo i loro soldi in maniera diversa. E tutto questo fa parte perché manca il soldino. Cioè, sì, ma allora Papa, avete ragione che non bisogna puntare sulla quantità ma sulla qualità. Siamo sempre là? Sì, logicamente io do sempre la base sulla qualità, sono sempre come ho iniziato dico sempre che la qualità serve, ma la do quasi per scontata, insomma, perché quando uno oggi ha un'attività vede da solo che deve alzare la qualità per essere competitivo. Ecco, io lo do quasi per scontato. Ecco, sì, ma non sempre la qualità deve avere per forza un prezzo alto, ci dovrà essere un giusto prezzo e una giusta qualità. Sì, là è il grande problema dove qualcuno invece ci gioca, perché non vuol dire qualità, prezzi esagerati, vuol dire qualità, giusto prezzo. No. Deve essere una qualità, un buon prezzo, che diciamo che sia l'utente che chi dà il servizio riescono, insomma, a vivere degnamente. Insomma, questo è un po' il discorso, ma non è proprio così semplice. Bene, se mi dice qualcosa che è semplice, specialmente in politica, vi dico bravo. Grazie a Gian Antonio Papa di essere stato con noi, buon lavoro Papa, mentre Nicoletta Piovesan, Presidente Veneto Imprese Unite, rimane con noi. Grazie, pubblicità. Grazie, di nuovo a lei. Attiveremo nei prossimi giorni una task force dedicata alle case di comunità e agli ospedali di comunità, con gli ordini dei medici, le ovviamente organizzazioni sindacali anche di medici e medicina generale, creare un dialogo per affrontare una sfida comune. Quando tutti sentiranno la sanità una sfida comune e non rivendicazioni di parte,
politica e non solo, riusciremo ad affrontare questa sfida. L'obiettivo è a strettissimo giro. La prossima settimana è il primo incontro in regione, una squadra che coinvolga tutti gli attori sul fronte sanità. Ovviamente ci sono già delle interlocuzioni in corso con gli attori di questo tavolo e andremo poi periodicamente a monitorare lo stato dell'arte, ad aggiornare anche i cittadini del Veneto su quello che faremo e soprattutto a rendere operative le case di comunità, perché i cittadini dovranno conoscere questo strumento innovativo. Da 2 giorni sto girando le 99 case di comunità, che sono queste nuove strutture che stiamo realizzando, che andremo a realizzare nel corso dei prossimi mesi per garantire l'accesso alle cure primarie. Lì ci saranno medici di medicina generale, ci saranno infermieri, ambulatori infermieristici, ambulatori medici, ci saranno degli uffici dedicati all'assistenza domiciliare integrata, dei soggetti che ricevono l'assistenza domiciliare a casa, ci saranno altre strutture che aiuteranno la medicina del territorio e saranno accoglienti per garantire ovviamente il primo accesso del cittadino. Il mantra è la sanità di prossimità e per questo, spiega Stefani, è necessario che ognuno abbia voce in capitolo, dall'ordine dei medici ai sindacati, perché il traguardo è ambizioso. Una continuità assistenziale H24, non solo il medico di base, così diciamo definito medico di medicina generale, ma soprattutto un'estensione oraria a tutte le ore del giorno. Con un'altra sfida all'orizzonte per rendere ancora più performanti le case di comunità. Integrarle con la telemedicina. Il futuro è sempre di più l'applicazione della tecnologia al servizio della sanità. Ci sono degli strumenti di monitoraggio importanti anche da remoto che stanno portando dei risultati molto interessanti in Veneto e noi la sfida della tecnologia dobbiamo vincerla per primi. Allora saluto e ringrazio Anna Maria Bigon, consigliere della Regione Veneto del Partito Democratico. Grazie veramente Anna Maria Bigon di essere qui, un pezzo che non ci sentiamo, che ci vediamo. Buongiorno, sentiremo cosa ci racconterà. Grazie mille per l'invito, grazie a tutti voi che ci ascoltate. Grazie, come appunto il commento su quello che ha detto il nuovo Presidente della Regione Alberto Stefani, che però mi sembra stia facendo un po' di pulizia alla grande, mi sembra Anna Maria Bigon. Questo ragazzo sta cercando forse anche di dialogare di più, almeno così dice, non vuole polemiche, vedremo poi se questo avverrà. Saluto anche Stefania Bullo, Presidente AVAPO Mestre, Prevenzione Primaria e Secondaria Malattia Oncologica. Grazie anche a lei Presidente di essere qui, sentiremo anche lei cosa ci dirà di questo nuovo Presidente della Regione, telemedicina, liste d'attesa, case di comunità. Io aggiungerei molto di più servizi alla persona, ecco è quello che forse dobbiamo cercare di capire. Nicoletta Piovesari rimasta con noi, che è Presidente Veneto Imprese Unite, perché la salute va in tilt, se veramente sei stressata tutto il giorno, altro che case di comunità di Neuro, fra poco questi poveri commercianti e artigiani. Allora sentiamo cosa ci racconta Anna Maria Bigon, questa consigliere da tanti anni che si occupa di politica in Regione. Ecco, com'è la situazione? Allora, iniziamo proprio dalla sanità, le parole che ha sentito dal Presidente Alberto Stefani. Prego, Bigon. Il Presidente Stefani ha fatto un'apertura già dall'inizio nei confronti di quelle che sono le nostre richieste e parlo ad esempio di caregiver, parlo di psicologo di base, eccetera. E questo è positivo, però lo vedremo nel prossimo bilancio che dovrà essere approvato ai primi di aprile se effettivamente ci saranno risorse sufficienti. Ora dice che per la medicina di prossimità metterà 17 milioni di euro in più, lo vedremo, ma anche fossero quei 17 milioni di euro effettivamente non sono tantissimi se pensiamo nella Regione Veneto. Lui sta, ho sentito prima le dichiarazioni che ha fatto l'intervista sulle case di comunità eccetera, sta dicendo quello che dice esattamente il decreto ministeriale 77. Benissimo, medici di famiglia, infermieri, telemedicina, assistente sociale, ambulatori, ma guardi, la situazione è che noi sulle 99 case di comunità previste, di cui il PNRR ha dato per il Veneto 135 milioni di euro, le costruzioni stanno andando avanti, vedremo lo stato dei lavori, dovranno essere finite entro il giugno del 2026, da una prima ricognizione in Commissione Sanità ci è stato detto che effettivamente insomma stanno andando avanti i lavori, adesso ci dovrebbero dare quelli che sono stato di avanzamento a breve
Però il problema è un altro, che finora di queste 99 case di comunità solo 4 sono completate e solo un 20% sono state attive con pochi servizi. Perché è vero che oltre alla medicina territoriale noi dovremmo avere queste case di comunità aperte 24 ore su 24. È altrettanto vero che se noi non investiamo sui medici di famiglia e sugli infermieri, io credo che queste saranno destinate a rimanere vuote e nessuno lo vuole. Però dobbiamo anche renderci conto che in Veneto mancano, detta da numeri regionali, circa 3.500 medici, mancano 600 medici di famiglia, perché le zone carenti sono queste, e mancano tantissimi infermieri. Quindi la domanda che mi faccio, giugno è domani, cosa e chi mettiamo all'interno delle case di comunità se non investiamo immediatamente nelle risorse del personale? Primo. Secondo, vedevo gli ospiti sulla prevenzione, di cui ringrazio di essere in collegamento, ma noi spendiamo 500 milioni di euro, il minimo necessario per quanto riguarda la prevenzione, e credo che questa somma verrà confermata anche in questo bilancio, da quanto ho capito. È una somma bassissima se pensiamo che la prevenzione è fondamentale per evitare spese maggiori ovviamente, ma soprattutto per una questione sanitaria e tutela delle persone, la presa in carico. Poi in Veneto abbiamo un problema enorme che sono gli accessi al pronto soccorso. Abbiamo 2 milioni di accessi al pronto soccorso, di cui il 60%, ma sono dati regionali anche questi, quindi insomma non contestabili, sono codici bianchi, non verdi, bianchi. Cosa significa? Che da una parte ci li paghiamo, dall'altra aspettiamo ore al pronto soccorso, ma di fatto manca un filtro territoriale. Ecco, qual è la preoccupazione? Benissimo quello che ha detto Stefani, siamo tutti d'accordo, sta dicendo quello che è un decreto ministeriale approvato qualche anno fa, di cui va fatta l'applicazione, ma sui medici ha indicato in quell'intervista 4 milioni e mezzo a favore delle borse di specializzazione per riempire i numeri. Sono 3 anni che lo chiediamo. 3 anni, fossero partiti 3-4 anni fa. Insomma, forse adesso avremmo più medici di famiglia. Se il Veneto ha pochi medici di famiglia, ha più carenze in tutte le altre regioni in proporzione agli abitanti, è perché la programmazione è stata sbagliata. Allora, vediamo se è bloccata Anna Maria Bigon, vediamo se riprende. No, vedo ancora bloccata. Allora andiamo a salutare Stefania Bullo. Presidente, ecco, ha sentito sia il Presidente Stefani che Anna Maria Bigon. Lei cosa aggiunge e cosa vorrebbe dire? Prego. Buongiorno, sì, ho sentito gli interventi, tutte cose bellissime. Io in qualità di rappresentante di un'organizzazione di volontariato che è operativa sul territorio, dico che mi aspetterei una maggior collaborazione e riconoscimento di ciò che il mondo del volontariato può fare a beneficio della cittadinanza. Scendo un pochino più nei particolari, si è parlato di queste case della comunità. Io credo che all'interno di queste strutture, oltre al personale sanitario, si renda necessario ed opportuna la presenza anche di punti di ascolto che potrebbero essere offerti appunto dal mondo del volontariato per facilitare la conoscenza dell'accesso ai servizi, come fare per accedervi e trasmettere quel legame, quella continuità, quel ponte, come lo vogliamo pensare, tra mondo ospedaliero e territorialità. Quindi questo è un primo aspetto. Altro aspetto, si parlava della prevenzione. È vero, sono stati stanziate delle somme che potranno risultare insufficienti. È anche vero che però l'adesione alle campagne di screening che vengono promosse appunto dalla regione e dalle aziende sanitarie non è così alta, potrebbe essere migliorata. Ecco anche qua il ruolo che noi cerchiamo sul quale cerchiamo di investire come mondo del volontariato è quello di
parlare alle persone, parlare alla gente, cercare di capire quelli che sono i timori che inducono una persona a non aderire alle campagne di screening. Il timore di trovarsi ammalato, però far capire come lo screening sia un mezzo che noi abbiamo a disposizione per poter, non dico evitare di ammalarci, ma perlomeno riconoscere quei segnali che qualcosa nel nostro corpo non va bene e va fermato il prima possibile. Quindi anche l'anno scorso abbiamo fatto degli incontri qui aperti alla cittadinanza presso la nostra sede, appunto sul tema della prevenzione in questo caso di tipo secondario, cioè smuovere la gente perché aderisca alle campagne di screening. Ad esempio, dai colloqui con tante persone abbiamo scoperto che l'adesione allo screening del tumore del colon retto non ha così un'alta percentuale perché c'è il timore di doversi sottoporre alla coloscopia. In realtà questa è un'errata informazione perché lo screening non prevede la coloscopia. La coloscopia, casomai, è un esame che viene proposto qualora la ricerca di sangue occulto nelle feci dia un risultato che induce il medico a richiedere degli ulteriori approfondimenti. Altro elemento, ad esempio, che abbiamo cercato sul quale abbiamo cercato di agire è stata la prevenzione nell'uomo. È vero, e qui secondo me c'è una lacuna da parte delle aziende, cioè bisognerebbe promuovere anche la prevenzione nell'uomo, perché i tumori alla prostata sono presenti e sono presenti anche in un'alta percentuale, però non esistono delle campagne di screening strutturato per la prevenzione dei tumori maschili. Io veramente la ringrazio, Presidente Bullo, per quello che ha detto, perché è tanto che io parlo di questo proprio con le associazioni che ospite, per gli ospiti, proprio questa prevenzione anche verso questa figura maschile che fa fatica a curarsi, che non ne vuole sapere, che deve essere sempre la moglie, la compagna a cercare di stimolarlo, di portarlo, perché da solo se no non si cura, ha il terrore del pannolone, ecco, più prevenzione, meno pannoloni. Ho fatto anche questo slogan qua, perché però fanno fatica, culturalmente non ci sono. Ecco, sabato avevo le donne del Trifoglio, proprio si parlava di questo, la paura dell'uomo di affrontare la malattia. Molte donne vengono lasciate quando l'uomo scopre che la moglie o la compagna ha un tumore, hanno paura di fare assieme il percorso, l'hanno detto loro. Ecco, perciò quello che lei sta dicendo, che condivido in pieno, cercare anche di strutturare questa prevenzione, questo screening anche verso la figura maschile, perché noi abbiamo dato, Presidente, più di così cosa dobbiamo fare? Ho detto che l'8 marzo dovremmo sentire solo gli uomini parlare, cosa diciamo ancora? Cioè abbiamo detto di tutto e di più, abbiamo fatto di tutto e di più, il mondo del volontariato è fatto quasi il 90% da donne, perché questa è la verità, e anche di una certa età, perché non c'è neppure ricambio su questo, perché anche là sarà da discutere. Però quello che volevo sentire, anche in attesa che si colleghi anche Anna Maria Bigon con Nicoletta Piovesan, perché Nicoletta Piovesan è rimasta? Perché io lo trovo molto interessante, volevo sentire anche cosa ne pensa Bullo, Stefania Bullo. Ecco, questo artigiano, questo commerciante, quando ci sono queste manifestazioni, che può diventare una voce importante, collaborare. Quante volte noi sentiamo, ma cosa stanno facendo in quella piazza? Perché passano ma non si fermano. È là il grande problema, noi vediamo passare le persone ma che hanno sempre paura che qualcuno chieda qualcosa, una firma. Ecco, perciò poi quando entrano in un negozio cosa fanno su quella piazza? Perciò la voce del negozio, la voce del titolare è fondamentale per fare squadra, o sbaglio, Nicoletta Piovesan? Ma no, noi lo stiamo usufruendo questo mezzo di comunicazione da tempo, sono anni che supportiamo e collaboriamo con varie iniziative sulla prevenzione, che esula dal fatto del commercio, ma non è vero, perché coinvolge
coinvolgere il più possibile il numero più ampio di persone è a vantaggio e a favore di tutti. Quindi se una persona sta bene, pensa a comprarsi l'abito nuovo, ecco, giriamola così, no? Ma comunque siamo tutti uomini e donne e ci teniamo al futuro di tutti. Abbiamo supportato delle iniziative con degli incontri sulla prevenzione, per la prevenzione, sui problemi cardiaci, sulla sana alimentazione, sulla donna, il tumore alla donna è di primaria, così diciamo, tematica, perché le donne in questo momento abbiamo notato che vogliono raccontarsi, vogliono trovare il secondo motivo di vivere, perché dicono ci stiamo curando, ci siamo curate, lo stiamo sconfiggendo, l'abbiamo già sconfitto. Ma ecco che lì poi entra tutto un meccanismo di mi piace andare dal parrucchiere perché mi sono ricresciuti i capelli, voglio l'abito che mi stia bene adesso, che dopo una cura magari sono passate da un 42 a un 50, ma ecco che entra torno a vivere, meccanismo a piacermi, a guardarmi allo dove specchio. Ci sentiamo coinvolti anche noi. Allora è tornata Anna Maria Bigon, non so se ha ascoltato le parole della Presidente Bullo, quello che ha detto l'importanza del mondo del volontariato. Bigon, siamo a pezzi, guardate che dovete veramente cercare di darci una mano, guardate che stiamo girando col commercialista, col notaio, paghiamo per fare i volontari, ecco, non abbiamo giovani perché non riusciamo a capire perché ci hanno così diviso dei giovani, abbiamo volontari diversamente giovani e soprattutto l'aiuto che può dare anche il commercio nelle campagne di prevenzione, questi negozianti che non riescono neanche, se non fanno parte del grande re, regine e principini, di sedere ai tavoli delle commissioni. Prima sabato avevo l'onorevole Zanella e ha detto a Montecitorio ci sono le porte aperte, è arrivata una telefonata, ha detto guardi che non è così perché io ho provato e non sono neppure riuscito a entrare, non dite cose che non sono vere per far vedere che è così aperto. E soprattutto il mondo della sanità, Bigon, queste RSA che cominciano a preoccuparmi, qualcuno sta a fare il privato invece che del pubblico, queste RSA per un business che fa paura. Privatizzare anche le RSA, stiamo vedendo, dobbiamo stare attenti, hanno aumentato le rette, saranno anche pochi euro, ma a fine mese e a fine anno sono tanti soldi. Ecco, l'opposizione come si sta muovendo in questo? Avete appena iniziato, è vero, ma sono temi veramente scottanti. Il mondo del volontariato deve far parte di queste case di comunità, del mondo veramente anche della sanità. Prego. Microfono, Bigon. Non la sentiamo, Bigon, non la sentiamo. Ha il microfono chiuso. Vediamo se riesce ad aprire sto microfono. No, parliamo di telemedicina, Bigon, e non riusciamo neanche a collegarci con lei, pensate come siamo messi. No, pensate come siamo messi. Allora, Bullo, una cosa importante che lei ha detto, e la ringrazio per le parole, è il mondo del volontariato, veramente che non riescono a capire l'importanza di questo mondo che può aiutare tantissimo. L'abbiamo visto durante la pandemia, l'ascolto, il servizio alla persona. Cosa c'è che non va secondo lei, Presidente Bullo? Cioè questa politica, speriamo adesso che cambi registro, ma intanto parliamo di quello che abbiamo vissuto e stiamo vivendo, che non ascolta questo mondo, che la tiene in piedi in tutti i settori. Prego, Bullo. Ma io non concordo sul fatto che ci sia qualcosa che non va. Secondo me il volontariato funziona e funziona bene. Guardi, ho chiuso i dati di attività dell'anno scorso. Nella nostra associazione, a titolo diverso, per tempi diversi, c'è stato un impegno lo scorso anno di 190 persone. Non sono poche. Vuol dire che il desiderio di fare qualcosa per gli altri, di dare senso anche al proprio tempo, perché ovviamente sono in maggioranza persone che hanno
smesso un'attività lavorativa oppure che hanno un'attività lavorativa che consente loro di avere degli spazi temporali per mettersi a disposizione degli altri. Quindi io vedo che c'è questo desiderio di ci dovrà crescere ancora, certo, però non concordo col fatto che non ci sia attenzione al mondo del volontariato. Ciò che ancora deve essere superato è l'idea che tutto va bene, invece in realtà anche il volontario deve seguire dei percorsi di formazione iniziale ma anche nel tempo, perché così come i professionisti devono continuare a formarsi, anche i volontari lo devono fare nei confronti dell'associazione, nei confronti delle leggi, delle norme che cambiano, nei confronti del contesto sociale che muta continuamente. Quindi da un lato è necessario l'impegno dell'organizzazione di volontariato nel seguire la formazione di queste persone, dall'altra capire da parte di queste persone che non basta dire vabbè io dedico 2 orette così, no, io dedico del tempo, magari anche contenuto da un punto di vista quantitativo, ma deve essere un tempo di qualità, perché è un tempo che va a cercare di portare un aiuto a persone fragili che stanno vivendo la difficoltà di una malattia. Sì, però vede Presidente, devo correre perché il tempo tiranno, vede, forse mi sono spiegata male io. Però io le posso assicurare che tutte le associazioni che io ospito la pensano come me, nel senso che non siamo supportati. Abbiamo la burocrazia che ci sta uccidendo, Sì, tantissimi volontari hanno chiuso perché non sono riusciti a essere strutturati come prevedeva la legge. Io capisco che lei abbia ragione per quanto riguarda la formazione, per quanto riguarda il suo lavoro, ma non possono mettere tutti quanti a fare formazioni e stage se non serve. Non è che se uno dà la borsa della spesa deve andare a fare lo stage o la formazione. Ecco, devono capire chi fa cosa e qual è l'associazione che deve fare formazione e deve essere supportata. Invece hanno fatto un grande caglierone, siamo tutti dentro, tutti facciamo tutto, facciamo l'ascolto, la borsa, facciamo il trasporto e alla fine poi troviamo la persona fragile sola a casa perché nessuno va a prenderla, perché non abbiamo neppure il nome e cognome. Capisce che la mia direzione non è in quanto voi che siete strutturati, che siete preparati, che è giusto fare la formazione, ma io parlavo in generale del mondo del volontariato, ma capisce che parliamo ancora degli ambiti territoriali, devono ancora partire e non sanno neanche se partiranno e sono 3 anni che ne parliamo, ma me lo dicono i sindaci, non è che io mi inventi le cose, ecco, non riescono neanche a strutturarsi loro. Ha visto, parliamo di telemedicina e non riusciamo a collegarci con la Bigon che è in regione, ma riesce a capire che non può continuare così, che devono veramente capire che c'è un mondo diverso, che è il mondo del diversamente giovane, che deve essere supportato, i soldi del PNRR e PNR erano destinati al terzo settore, Bullo, li hanno deviati per fare case di cemento e non sappiamo cosa metterci dentro perché non abbiamo più i numeri, ma intanto i soldi sono andati là, dovevano andare per altre cose, per il supporto, il servizio alle famiglie, alla persona, altro che case di comunità. Nicoletta Piovesani, l'importanza dell'ascolto, di capire ognuno nel suo lavoro di cosa ha bisogno, cosa serve, questo abbiamo bisogno, dell'ascolto e della preparazione di chi ascolta e del tema che tratta. Prego. Allora, direi che il commerciante, visto che rappresento questa categoria, è diventato psicologo, consigliere. Non facciamo corsi, ma se ci viene nelle attività commerciali, in negozio da me arrivano un sacco di signore che dopo l'acquisto o durante l'acquisto si confidano, la solidarietà, io tante ne accompagno a casa, hanno la borsa della spesa, sono passate, ecco. Giustamente, come hai detto tu prima, Mirella, dovrebbe essere ben definito il fatto di un volontariato
di cuore, mettiamola così, ma organizzato in maniera che so che il signor Mario va a prendere la signora Rosetta e la porta a casa con la spesa. Ognuno nel suo. Poi quello non deve fargli psicologia, la psicologia la farà chi farà giustamente come di dovere, come per legge, il corso di aggiornamento. Quindi magari agevolare le cose sicuramente incentiverebbe di più la popolazione normale che ha quelle 2 ore da dedicare al prossimo a essere partecipe di queste associazioni. Dove posso aiutare, chi posso aiutare, certo. cosa so Nella fare, maniera perché siamo là. semplice. Vediamo se Anna Maria Bigon si è collegata. Vedete come funziona, tanto per essere chiari. Allora andiamo a vedere anche quello che ha portato, le foto che ha portato Stefania Bullo, delle iniziative, per capire anche l'importanza della foto e cosa rappresenta. Ecco, qui cosa stiamo vedendo, Presidente? Eccole qua. Allora, questi sono degli incontri che abbiamo fatto nell'ambito appunto della prevenzione primaria, l'adozione di corretti stili di vita e di abitudini alimentari. Ad esempio, siamo partiti dall'osservazione dell'importanza che sta assumendo un aperitivo, lo spritz, come momento di incontro tra persone. E allora abbiamo detto, però insomma, lo spritz alle volte non è che sia proprio così salutare. Proviamo anche a dare delle opportunità esperienziali per creare delle bevande che facilitino la convivialità ma salvaguardino anche la salute. E quindi abbiamo fatto una serie di incontri l'anno scorso, alcuni a carattere teorico, dove si dimostra il collegamento che esiste tra l'assunzione di determinati cibi che sarebbe meglio evitare e la possibile insorgenza di malattie oncologiche, e invece la possibilità di optare per scelte più sane che, ripeto, non impediscano il fatto di ritrovarsi attorno a un tavolo, attorno a una bevanda e a del cibo che possa essere considerato corretto, sano, rispettoso del nostro fisico. E quindi abbiamo fatto 3 incontri a livello primaverile e altri 3 nel secondo periodo dell'anno. E devo dire che la partecipazione è stata buona, ma da chi vengono ottenuti questi incontri? Dalle nostre nutrizioniste, che danno anche il supporto di conoscenze scientifiche, perché è corretto dare delle informazioni che siano rispettose di ciò che la scienza ci dice, e indurre, far crescere nelle persone che vi partecipano. Abbiamo avuto una media di 50 presenze a ogni incontro, saranno poche, raggiungiamo poche persone alla volta, però intanto che età hanno queste persone che vediamo? Mi sembrano tutte diversamente giovani, o sbaglio, Presidente? Vabbè, insomma, questi sono cittadini comuni, quindi sì, diversamente giovani. Noi non scendiamo tanto al di sotto dei 50, andiamo dai 50 in su. Ho capito, ci sarebbero i giovani da raggiungere, noi facciamo quello che possiamo intanto, mi pare meglio di niente. Certo, allora si è raggiunto anche Anna Maria Bigon, finalmente è riuscita a fare il collegamento, non col PC, lei sorride, mi viene da piazza Bigon, visto che tutti quanti dovremo essere digitalizzati, ma quello che sento, questa popolazione diversamente giovane che fa volontariato, mentre il giovane fa fatica. Anche in regione dovrete fare qualcosa, dovete unire le forze, perché non è possibile. Io spero che mi sentiate. Sì, adesso sì, Bigo, adesso grazie sì. Mille. E soprattutto allora, questo mondo del volontariato, fare chiarezza, capire chi fa cosa, come può aiutare gli ambiti territoriali, i sindaci con le mani nei capelli, perché non parte niente, parole, è ora di agire. Prego Bigon. Grazie. Allora, per quanto riguarda il volontariato, la cosa più importante è quello che stiamo facendo anche a livello, ad esempio, di salute mentale. Il volontariato è fondamentale, si sta formando e formando delle persone, dei genitori, dei familiari all'interno di una rete di servizi, e in questo caso mentali, ma dovremmo farlo un po' in tutti i servizi. Perché? Perché il volontariato sono persone che si mettono a disposizione
integrano quelli che sono i servizi pubblici e sono fondamentali. Non dobbiamo assolutamente aggiungere burocrazia al loro sistema, perché stiamo veramente creando delle difficoltà per quanto riguarda l'iscrizione, per quanto riguarda il deposito di bilanci, eccetera, per cui lamentano tante difficoltà, e noi dobbiamo semplificare, non aggiungere burocrazia prima di tutto, e cercare di utilizzare, tra virgolette, queste persone che si mettono a disposizione in tanti settori. Case di riposo, diceva prima, case di riposo, c'è un aumento dai 3 ai 5 euro ogni giorno, sono tantissime per le famiglie, noi non possiamo permettere questi aumenti, ci sono rette fino a 3.000 euro e oltre al mese. Se noi pensiamo che i posti accreditati sono 32.000 e le impegnative sono 27.000 in Veneto, vuol dire che 5.000 ospiti anziani all'interno delle case di riposo sono completamente a carico della famiglia e non hanno l'integrazione da parte della regione. Questo è un problema enorme. Per cui la prima cosa che abbiamo chiesto è che si integri, si aumenti le impegnative. L'altro aspetto qual è? Noi abbiamo all'interno delle case di riposo una carenza di personale molto importante. Perché? Perché da una parte sono dei piccoli ospedali ormai, perché tutti sono non autosufficienti e con pluripatologie, a diversità di 20 anni fa, 15 anni fa, e quindi il personale va adeguato alle nuove esigenze. Occorre una riforma delle IPAB e il Veneto è tra l'ultima regione in Italia ad applicare questa riforma. Una riforma che costerà, perché di fatto se noi adeguiamo l'ospedale alle esigenze delle case di riposo è evidente che sarà una riforma dove vedrà un personale diverso, ma anche qua personale carente, perché mancano medici di famiglia, mancano infermieri e mancano OSS. Sugli operatori sociosanitari noi abbiamo chiesto che venga semplificato l'accesso, che venga reso gratuito, perché ne abbiamo veramente bisogno, gratuito completamente. Al momento abbiamo un buono per i disoccupati di 1.750 euro per partecipare al corso. Bisogna pensare che un corso costa circa 2.000-2.200 euro. È vero che viene quasi completamente col buono pagato, però c'è anche da dire che spesso non sono disoccupati, sono persone che magari hanno un contratto a tempo determinato o sono sottopagati. Noi dovremmo far accedere a questi corsi di formazione anche queste persone e quindi renderlo completamente gratuito a chi non ha reddito e poco costo, a basso costo a chi ha un reddito basso, io credo che sia il primo passo da fare. Senta, Anna Maria Bigon, ma mi scusi, la programmazione in politica, cosa vuol dire programmare in politica? Perché se noi ci ritroviamo in queste condizioni è perché è stata fatta una cattiva programmazione, perché queste persone che sono andate in pensione hanno un nome, un cognome e una data di nascita. Allora, mi vuole dire, parlo in generale naturalmente, non è che voglio né colpire lei né il partito, ma in generale, in tutti questi anni la politica non si è accorta che saremmo arrivati a questo punto, perché veramente mi sembra che adesso questi pensionati che arrivino dall'altro, prima si doveva andare in pensione a 67 anni, guai se un primario restava più di un giorno, poi l'hanno portato a 70 perché si sono accorti, ma cioè, la competenza in politica a chi è demandata, Bigon? Perché a questo punto noi ci diciamo, ma chi sono queste persone? Ecco, che noi abbiamo bisogno di persone con competenza, preparazione, e il mondo sta volando e noi siamo fermi. Prima parlavamo di saldi, siamo ancora in saldi nel 2026 dove la grande distribuzione fa i saldi 365 giorni all'anno. Parliamo di sanità privata e certo chi può se la paga, qual è il problema? È aumentata a dismisura. Ma la programmazione chi è che doveva farla, Bigon? Perché noi abbiamo provato tutti i partiti, non è che non li abbiamo provati, abbiamo 70 governi, no, non so io, prego. La programmazione la fa la Regione. La programmazione la fa la Regione. È vero che le disponibilità economiche vengono date dallo Stato, ma insomma la modifica del titolo quinto avvenuta anni fa dà una piena gestione socio-sanitaria alle regioni. Allora, dove è stata sbagliata a nostro parere la programmazione? Dove sono state indicate le borse di studio sia per i medici di famiglia sia per quanto riguarda ovviamente infermieri eccetera, che sono oggi le figure carenti in sanità.
Allora, 0,17 per 1000 abitanti borse di studio in Veneto è la regione più bassa in assoluto, fino a 3 anni fa. Okay? Adesso noi le abbiamo aumentate le borse di studio, adesso sono vuoti i posti, questo è il nostro problema. Perché? Perché quando nel 2015 noi avevamo 50 borse di formazione e la Toscana, che ha 1.200.000 abitanti in meno del Veneto, ne aveva quasi il doppio, vuol dire che all'epoca noi abbiamo sbagliato, perché adesso vanno in pensione e tanti si dimettono. Parlo di ospedalieri in questo caso. E cosa succede? Che adesso abbiamo aumentato le borse di formazione grazie anche a delle disponibilità economiche maggiori, ma perché? Perché prima le altre regioni integravano con risorse proprie, il Veneto non l'ha mai fatto. Ma al di là di questo, adesso abbiamo aumentato, abbiamo portato da 50, poi 80, poi 90, siamo passati ai 240, ma abbiamo il 50% di posti vuoti. Questo è il nostro problema adesso. Adesso dobbiamo investire risorse per rendere più attrattiva, in questo caso la medicina territoriale, e quindi riempire questi posti vuoti. E come possiamo farlo? L'ha detto anche Stefani ieri per la prima volta, ma lo diciamo da qualche anno. E comunque ne prendiamo atto e secondo noi è una buona cosa qualora venisse fatta. Noi dobbiamo parificare le borse di formazione alle altre specializzazioni universitarie. Lei pensi che la scuola di formazione in Veneto paga i nostri borsisti, i nostri medici di famiglia che si formano 800 euro al mese circa. Le altre specializzazioni sono esattamente il doppio, 1.500-1.600 euro. Allora, basterebbe integrare queste somme, non è l'unico aspetto per rendere attrattiva una professione, ci mancherebbe, però è uno degli aspetti che noi insomma possiamo fare. Ma capisce bene che la regione doveva fare le Olimpiadi, Bigò, me lo lasci dire, perché con quello che vengono a costare queste Olimpiadi ci mancava solo che non fossero andate bene, no, ci mancava quello, fra poco arriveremo a 10 miliardi, sono andate bene, sfido, guarda cosa sono costate, ma là i soldi si trovano sempre, Bigò, è là il problema che abbiamo, dove vogliono qualcosa sempre si trova e sono soldi pubblici, capite come funziona? Per carità, con tutto il rispetto per le Olimpiadi, adesso vedremo per le Paralimpiadi che per me dovrebbero venire prima delle Olimpiadi, perché questi ragazzi sono meravigliosi e dovrebbe chiamarsi solo Olimpiadi Sport, e invece anche là si divide, si paga meno, la medaglia è molto inferiore a quella dei normodotati con i sacrifici che fanno queste creature. Vergognoso, vergognoso. Comunque andiamo avanti. Giusy da Treviso, vai Giusy. Ciao Mirella e buongiorno a tutti gli ospiti. Dottoressa Bigò, adesso con queste votazioni, perché la destra dice sì e la sinistra dice no? Non capisco più niente. Ma dovete andare d'accordo tutte e due? No, che noi dobbiamo guardare quelli di destra che votano sì e quelli di sinistra votano no. Anche se ci spiegate, noi qui non capiamo proprio niente, un fico secco. Dovete essere più alla mano, insomma, di spiegare meglio le cose. Vi ringrazio. Prego Anna Maria Bigò, il sì e il no, ma noi cosa capiamo di sto referendum? E non è la prima che dice così, anche Mirella dice così Bigò. Ma perché dobbiamo togliere noi le patate bollenti quando abbiamo delegato che qualcuno dovrebbe occuparlo? Non abbiamo mica capito niente ancora, perché sono già in lite tra di loro, pensate noi a casa. Prego Bigò. Grazie mille per la domanda. Allora, dal nostro punto di vista la riforma non risolve assolutamente i problemi, probabilmente li complica. La riforma che deve essere fatta, che adesso l'Italia ne ha la necessità, è quella intanto di una chiara e trasparente programmazione anche sull'aspetto della nostra giustizia. In che senso? Noi abbiamo 3 problemi enormi. Siamo rispetto alla media europea, quelli che ha meno pubblico in ministero, meno magistrati ordinari, abbiamo meno strutture e soprattutto meno digitalizzazione e non abbiamo il personale sufficiente. Noi abbiamo una media di 5 anni per processo, è stata ridotta negli ultimi anni, ma di poco. Abbiamo dei carichi a carico dei magistrati enormi.
La proposta della divisione delle carriere non risolve assolutamente nulla, anzi probabilmente complica. Perché? Perché laddove il metodo che noi facciamo per costituire il collegio e quindi il direttivo è quello della selezione attraverso sorteggio, lo riteniamo veramente assurdo. Perché? Perché di fatto non rappresenta assolutamente nessuno questo sistema qua. Invece noi dobbiamo fare in modo di costituire degli organi che siano non solo competenti, ma che siano anche in grado di rappresentare quelle che sono le esigenze dei nostri magistrati. Guardate che una delle riforme che dovrebbe essere fatta e che doveva essere inserita all'interno di questo è la responsabilità. Quante volte ne parliamo anche di questo? Ma noi dobbiamo prima di tutto dargli gli strumenti ai magistrati e agli organi per poter decidere in tempi veloci e molto e bene, se possibile, ovviamente, ma nello stesso tempo anche qualora ci siano che sia il cittadino garantito per la responsabilità, cosa che ad oggi non è ancora stata fatta. Tutto quello che viene indicato dal centrodestra, che ovviamente supporta questa riforma perché sono al governo, viene lanciato come un messaggio di trasformazione di quella che è la magistratura e di risoluzione dei problemi. Basta vedere che programmi fanno a favore e contro i magistrati, a favore della giustizia diversa. Ma non è questa è una presa in giro, perché non è questa la riforma che serve, assolutamente. Molto chiaro, dopo a caso ognuno fa le proprie riflessioni. Sentiamo anche Stefania Bullo cosa vorrebbe dire ad Anna Maria Bigon, che si occupa proprio della Commissione Sanità, di prevenzione, si occupa, come abbiamo sentito, dei servizi alla persona che sono fondamentali. Prego, Presidente Bullo. No, io volevo un attimo riprendere il discorso che così ha fatto anche il Presidente, il Governatore Stefani, in merito alla telemedicina, alla teleassistenza. Se ne parla sempre più spesso. Allora, chiaramente quando non ci sono le risorse, meglio qualcosa piuttosto di niente, però io vedo che le persone hanno bisogno di una vera relazione di cura, quindi pensare anche nella programmazione per il futuro di implementare il numero di personale, perché non si può pensare che un malato riesca a vivere la malattia al proprio domicilio usufruendo solamente di collegamenti tramite PC. Va bene per un consiglio, ma se la situazione si aggrava, diventa più pesante, questo io lo vedo una difficoltà. L'ideale sarebbe poter recuperare la vera relazione di cura che prevede un rapporto interpersonale di fiducia con il sanitario che viene a casa. E a questo proposito, riprendendo, visto che io parlo del mondo del volontariato, ad esempio quello che noi stiamo vedendo in associazione in questo periodo è l'aumento esponenziale di richieste di supporto psicologico, ovviamente che viene garantito dai professionisti che operano all'interno della nostra organizzazione. Cioè le persone sono sempre più spaventate, si sentono sole e non sanno come affrontare il percorso che si presenta loro davanti. Mi riferisco in particolare alle persone che si ritrovano con una diagnosi oncologica o che devono affrontare un percorso di cure attive. Sono quelle che al momento attuale si rivolgono più spesso a noi chiedendo aiuto.
quindi aiuto anche alle volte domiciliare, perché già provate magari nell'arco della mattinata dalle terapie a cui vengono sottoposte non ce la fanno fisicamente ad accedere alla nostra sede per avere la consulenza e per seguire un percorso che è stato concordato con loro proprio che le sostenga. Quindi anche questo elemento è un elemento da tenere in considerazione. Molto chiara, devo andare avanti Presidente, se no non ce la faccio. Volevo che intervenisse anche Antonella Nicoletta Piovesan, però quello che volevo dire anche a Anna Maria Bigon, alla consigliera, che c'è sempre la richiesta anche da parte dei medici di famiglia, che io ho avuto anche il presidente degli ordini medici di famiglia, che non hanno un elenco di associazioni di volontariato che possono supportare i loro iscritti, non ce l'hanno. Io ho fatto questa proposta, ecco perché in Regione dovete muovervi anche in questo senso. Giustamente il presidente che avevo, che è Gorini, che viene ancora, anche se non è più presidente, dice: io pensi Mirella che una volta mi sono seduto attorno a una commissione, c'era un esponente, un rappresentante di un'associazione di volontariato che ha detto sì, ma io il sabato e la domenica non ci sono, e allora ha detto io non ho bisogno di questa associazione, cioè io ho bisogno di un'associazione che aiuti il mio paziente proprio anche il sabato e la domenica. Ha detto, ho chiamato il primario, ho detto glielo riporto perché l'intervento era andato bene ma a casa non aveva nessuno. Non è il caso che anche qua dovete rivedere un po', perché telemedicina, digitalizzazione, tutte queste robe qua, e dopo vediamo come funziona Bigon, e invece abbiamo bisogno di un servizio alla persona più concreto, fisico, cioè non possiamo mettere i robot, perché fra poco noi siamo un numero curato da un robot, no? Se continuiamo così, non so, prego. Se continuiamo così, guardi, sono perfettamente d'accordo. Intanto bella proposta quella di dare l'elenco delle associazioni ai medici, ed è fondamentale, mi attiverò. L'altro aspetto che volevo un attimo approfondire in 2 minuti è l'assistenza domiciliare e quella anche, scusatemi, delle cure palliative, visto che si parla di oncologia, eccetera. Assistenza domiciliare che in Veneto raggiungiamo l'11% degli over 65 non autosufficienti, come ha richiesto il PNRR, a cui sono arrivati 300 milioni di euro in Veneto, ma di fatto se noi facciamo, in base alla relazione sociosanitaria regionale, quindi dati regionali, il numero degli accessi diviso le persone per cui si va a domicilio, noi abbiamo in media un accesso poco più al mese, quindi è pochissimo. È ovvio che in base alla gravità ci mancherebbe altro. Abbiamo Rita da Borgo Ricco, vai Rita. Sì, buongiorno. Buongiorno. Intanto volevo complimentarmi con la signora Bigon, che io non conosco, perché sono perfettamente d'accordo con lei su quanto ha esposto prima, che io non essendo ritornando al discorso del referendum, volevo riferirmi a quello. È vero, ma noi cittadini cosa ne sappiamo a livello questo referendum? Io ho pensato che Gratteri è una persona onesta e vive una vita in quel modo per noi cittadini, e io ho pensato è meglio fidarsi a una persona competente che ne sa più di noi, e io sto con Gratteri e mi sono affidata a lui. E per quanto riguarda anche il referendum, dicono tutti che manca il personale. Che referendum stiamo andando a fare se manca il personale? Anche nella sanità mancano le figure, ma che discorso bla 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 è continuo, verrà, ma guardate, non ne posso più. Comunque io le faccio i complimenti e sto con la signora, e chissà che i veneti io capisca chi deve stare con Gratteri e no con che altri baucotti mafiosi che non c'è altro. E Rita, fermate, brava Rita. Mi devo fermare, basta, devo sfogare. Grazie cara Rita, ecco, le persone che chiamano, che hanno piacere anche di dire, di esporre quello che pensano, è fondamentale. Anna Maria Bigon, prego. No, dicevo allora che effettivamente insomma noi abbiamo delle cure palliative, ad esempio quando c'è un malato oncologico in Veneto raggiungiamo il 50% di malati oncologici con le cure palliative, ma abbiamo un mondo
che è ad esempio la SLA, altre malattie degenerative molto importanti che non sono oncologiche, che difficilmente andiamo con le cure palliative nei tempi, nei modi necessari. Noi abbiamo bisogno di personale, abbiamo bisogno di psicologi, abbiamo bisogno di persone che riabilitano, abbiamo bisogno di persone che stanno vicino in quei momenti lì alla famiglia anche, oltre che all'ammalato, e di medici palliativisti. Guardate che abbiamo una difficoltà, il sabato domenica, diceva la Mirella, effettivamente sono chiusi questi servizi e i malati ci sono anche sabato e domenica, e le famiglie soprattutto, devono essere prese in carico completamente, quindi dobbiamo aumentare il numero degli accessi, non diminuirli, e in questo anno sono diminuiti. Però Anna Maria Bigon, quello che rimane stupiti è che la Mirella deve fare questa proposta di dare l'elenco delle associazioni di volontariato ai medici di famiglia, ma noi paghiamo delle persone che dovrebbero fare questo? Dovrebbero capire cosa manca. Il mondo del volontariato può esservi utile, perché se ognuno veramente fa quello che è nato per fare, dal trasporto all'ascolto, abbiamo dei professionisti enormi, bravissimi, ma non vengono chiamati perché non fanno parte dei cerchi magici, perciò nelle commissioni non ci sono, ma me lo dicono loro. Ma Mirella, noi non veniamo mai chiamati da nessuno. Abbiamo associazioni sportive che dicono: ma io prenderei questi ragazzi in prova, li farei fare gratuitamente, anche, ma non vengono chiamati. Capisce che c'è una divisione, perché la divisione fa andare avanti il sistema che è collassato, però vuol dire che questo sistema va bene, Bigon? Perché sennò cosa posso pensare? Ma devo dire io al medico di famiglia: ma scusate, ma non avete l'elenco delle associazioni di volontariato per aiutare il... No, Mirella, mai dato. Ma questo elenco va dato nelle farmacie, nei supermercati. Il cartaceo deve servire ancora, ma se non sanno adoperare ancora gli strumenti, lo sa Bigon che io il sabato faccio lezioni di sicurezza proprio per insegnare ad adoperare questo maledetto strumento che è il cellulare, perché non lo sanno adoperare, più il numero del figlio e rispondere al figlio o alla figlia non lo sanno fare, pochissimi sanno adoperarlo, però non si guarda questo mondo, che è il mondo che vi ha fatto e ci ha fatto diventare grandi, senza tanti mezzi. Prego Bigon. Pensi che hanno ridotto le ore del CUP, del personale, dicendo appunto, hanno ridotto le ore del CUP dicendo che è aumentato quello che la visita si prenota attraverso internet eccetera, ma noi abbiamo il 23% over 65 in Veneto di persone che magari una buona parte di queste non sono appunto in grado di utilizzare. Mia mamma non sarebbe in grado di fissarsi una visita via internet. Quindi noi dobbiamo, e abbiamo aperto tantissimi sportelli di volontariato, grazie a queste persone, sono nel Veronese oltre 30 sportelli, dove si mettono a disposizione una mattina alla settimana nelle varie zone per fissare le visite, chiamare il CUP, se il CUP non risponde mandiamo l'istanza presso appunto l'URP e la direzione generale o l'azienda ospedaliera, se si tratta degli ospedali hub, per chiedere le visite nei tempi qualora il CUP, dopo aver telefonato più volte, non prende in carico. Noi abbiamo bisogno di volontari. Pensi che noi abbiamo delle associazioni di cure palliativiste che vanno a casa, a domicilio, volontari che parlano con le persone che stanno male, con le loro famiglie, e sono anche medici in pensione. Abbiamo un mondo che dobbiamo valorizzare, un mondo. Ma noi non possiamo farlo, perché noi ci siamo, siete voi che dovete venirci a prendere, perché noi non riusciamo ad arrivare da voi, non c'è niente da fare Bigon, funziona così in politica, però il problema è che questa popolazione sempre più diversamente giovane ha bisogno di supporto, non di strumenti, ha bisogno di supporto, ha bisogno che la persona l'ascolti, ha bisogno veramente di quell'ascolto che manca completamente. Una volta c'era il medico di famiglia che usciva tutte le ore, bastava chiamarlo, i pronti soccorsi sfido, non arriva nessuno a casa, vado al pronto soccorso, dove devo andare? Ma dove devo andare? Perché ho paura nel momento che sento il dolore, ecco, sono terrorizzato, funziona così. Nicoletta Piovesan, cosa possiamo fare anche come commercio per aiutare anche il mondo, ecco, del sociale, la sanità, queste manifestazioni come si parlava prima nelle piazze che poi entrano nei negozi, cosa fanno là? E siete voi che dovete spiegare. Dobbiamo essere preparati. Esatto, prego. Allora, oltre che a metterci
metterci a disposizione sempre, come abbiamo sempre fatto e come continueremo a fare. Quello che posso dire e dare come consiglio è usare le associazioni in tutti i settori, in tutti i campi. Ci sono. È vero che bisogna che ci veniate a prendere a casa, nel senso, perché tante volte magari anche se ci proponiamo, io parlo con la nostra associazione, si propone per fare, qualche volta capita che vieni messo in parte, ma sì, mi ricorderò di te. Alla fine ci mettiamo a disposizione in maniera gratuita per fare qualcosa per un bene comune, perché non siamo solo commercianti, non siamo solo lavoratori, ma facciamo parte di una comunità molto più ampia e vogliamo e abbiamo il piacere di essere presenti, ma addirittura credo che coinvolgendo nella maniera corretta si troverebbero anche dei volontari in più, ovvio. Aspettiamo che chi di dovere, perché c'è qualcuno che di dovere dovrebbe farlo, coinvolga a ragnatela il resto. Poi diciamo che in genere queste cose si sviluppano in maniera molto veloce se proposte nella maniera giusta. Grazie, grazie Nicoletta Piovesan. Sentiamo come ci saluta anche Stefania Bullo, presidente Avapo Mestre. Prego Bullo. Vabbè, io ho colto positivamente le parole dell'assessore regionale, quindi della signora, sì, è consigliere regionale, che afferma questo impegno a valorizzare il volontariato. Quindi aspettiamo di vedere il frutto di questo impegno, perché i volontari ci sono e credo che appunto vada formalizzato e vada veramente realizzata questa integrazione tra mondo sanitario e mondo del volontariato, per essere di reale supporto al malato e alla famiglia, perché come ha sottolineato è importante prendersi cura anche della famiglia, che forse è la prima ad entrare in crisi ancor prima del malato stesso, ed è quella che si trova magari a volte sguarnita, per cui vediamo di lavorare insieme. Promuovere. Grazie a Stefania Bullo, grazie. Sentiamo come ci saluta Anna Maria Bigon. Ecco, cosa ha recepito questa mattina, prego. Intanto grazie mille per l'invito e grazie alle ospiti, perché è veramente importante condividere e confrontarsi. Io credo che abbiamo un momento importante fra qualche settimana, che è quella del bilancio. Da lì vedremo anche gli investimenti che vengono fatti nel sociosanitario, che ovviamente saranno importanti per la trasformazione e integrazione di questa sanità, perché è vero quello che diceva Mirella, nel senso che noi abbiamo il 10% anche in Veneto che rinunciano alle cure, nel Veneto ricco il 10% rinuncia alle cure, e questo è gravissimo. Nel 2022, ultimo dato che abbiamo, su 26 milioni di richieste di prestazioni da parte di medici di famiglia in Veneto, 26 milioni, 11 milioni sono stati fatti con il pubblico e il privato convenzionato. Il resto non è stato eseguito, vuol dire che buona parte vi hanno rinunciato e gli altri se la sono pagata. Il Veneto paga 4 miliardi di privato, per cui insomma io credo che dobbiamo veramente intervenire col pubblico, altrimenti... Allora, prima di lasciarvi, però, volevo vedere anche Anna Maria Bigon questo meraviglioso, questo centro trapianti rene. Guardate cosa riescono a fare. Il problema è che quando questa persona viene dimessa, chi la cura a casa, chi la sostiene. Andiamo a vedere questo centro trapianti di rene, perché merita veramente. E poi saluto gli ospiti. Dall'inizio della storia sono stati eseguiti 1813 trapianti, siamo in tripla cifra con i trapianti doppi, quindi trapianto di rene doppio. Questo è un dato importante per il semplice motivo che il trapianto di rene doppio è un programma che non è ancora partito in molti centri in Italia, quindi stiamo parlando di un'attività che va avanti da anni, che è complessa,
perché sostanzialmente significa impiantare 2 reni nello stesso paziente, quando un solo rene potrebbe non vicariare la funzione necessaria a quel paziente per andare avanti. Numeri in crescita e innovazione tecnologica per il centro trapianti di rene del Cafoncello, che il prossimo anno festeggerà 50 anni di attività. Dopo un periodo di scivolamento, l'ospedale è riuscito progressivamente a risalire le posizioni in Italia, portandosi tra l'8° e l'11° posto nazionale, operando oltre 60 trapianti all'anno. Ma uno dei punti di forza è anche quello di avere ridotto le liste d'attesa. La lista d'attesa nazionale media per un trapianto di rene è superiore ai 3 anni, qui a Treviso è sotto i 3 anni, è sui 2,4 anni circa, e questo ci permette un ampio turnover dei nostri pazienti in lista, ci permette questo avanzamento tecnologico anche di poter valutare quello che sono gli SD, quindi gli organi da donatori che teoricamente sarebbero marginali e molte volte in realtà non lo sono, quindi ci permette di recuperare organi che poi sono ottimali perché possono essere trapiantati anche in singolo. Un percorso trapiantologico costruito con una presa in carico condivisa dal primario della nefrologia, il dottor Maurizio Nordio, e la seconda chirurgia diretta dal professor Giacomo Zanus. Una visione di equipe che ha voluto dare molto spazio ai giovani. L'equipe trapiantologica è un'equipe giovane che ho scelto io personalmente, quindi sono tutti ragazzi che in qualche modo sono stati selezionati, che hanno una già importante esperienza dal punto di vista trapiantologico e che poi ho riportato qui su Treviso in maniera tale da poter potenziare questo programma di trapiantologia renale che aveva avuto dei momenti di difficoltà negli anni passati, soprattutto durante il periodo Covid. I numeri si erano notevolmente ridotti. Grazie alle nuove macchine di perfusione, Treviso è tra i migliori centri italiani, ma sono anche le tecniche importate dal professore di Padova ad aver elevato il Cafoncello. Io ho portato questa tipologia di tecnologia, che è la stessa che utilizzavamo a Padova, e che ci ha consentito di fare un balzo ulteriore nei risultati immediati trapiantologici, nel risultato chirurgico, ma anche nel risultato prospettico poi per quelle che sono le sopravvivenze dei pazienti e la sopravvivenza dell'organo, che viene descritta dal numero di retrapianti. Noi abbiamo un numero di retrapianti di organi, quindi di mancato perdita di funzionamento dell'organo, che è assolutamente buona e su valori di assoluta eccellenza sul panorama nazionale. Infine, una nota sui trapiantati, che devono essere molto rigorosi dopo l'intervento. Il paziente deve assumere una condotta di vita che deve essere assolutamente integerrima, dicevo, quindi attività fisica, moderazione nell'alimentazione, idratazione abbondante nell'arco della giornata e controllo di tutte quelle che sono le funzioni vitali. Il trapiantato riceve un regalo di valore inestimabile e deve gestirlo. Abbiamo Vincenza dalla provincia di Padova. Ciao Vincenza. Ciao. Prego. Io mi chiamo Vincenza, lo sai già il nome. Senta, io sono invalida al 100% e mio marito pure. L'altra volta avevo bisogno di portarmi per farmi una visita e ho chiamato il centro anziani. Allora mi hanno risposto che dovevo prenotare una settimana prima e se in caso io dovevo pagare. Ma se io ho una minima di 350 euro, mi sembra, al mese, come faccio a pagare? Si tanto vale che prendo un taxi. Mi hanno risposto così. Guarda Vincenza, hai fatto bene a chiamare, perché io appunto ho cercato di risolvere un caso come il tuo. L'ambulanza non usciva se non a pagamento, la visita non era stata prenotata, il medico di famiglia non si era spiegato bene, questi due diversamente giovani poveretti non avevano capito come fare. Ecco, Anna Maria Bigò, ecco, questo è il risultato di quello che le ho detto, ecco, questa è la situazione. Ecco, se voglio avere devo pagare? No, anche no, perché se c'è un mondo del volontariato che io conosco gratuito, che fa il trasporto, forse anche sì. Prego Anna Maria Bigon, cosa diciamo a Vincenza? Sì, purtroppo ci sono tante liste d'attesa e sono lunghe, sia per quanto riguarda gli interventi, sia per quanto riguarda le visite ambulatoriali specialistiche. Per cui dobbiamo assolutamente intervenire anche qua con risorse, pagando il personale in modo tale che si fermi qualche ora in più e quindi che recuperi le liste d'attesa.
Grazie veramente, grazie Anna Maria Bigon, grazie a Nicoletta Piovesan, grazie a Stefania Bullo, grazie anche alla nostra Vincenza, perché veramente queste sono le situazioni di emergenza che la politica deve risolvere. Se non fa questo, io mi domando a questo punto cosa deve fare il mondo del volontariato, che ha tutti i mezzi per aiutarvi poi oltretutto, perché abbiamo le macchine, abbiamo le persone, abbiamo i volontari, abbiamo tutto. Il problema è che dobbiamo metterci assieme e capire chi fa cosa e quando uno ha bisogno chi deve arrivare. Grazie Grazie Mirella. Lo spirito paralimpico è un'idea in movimento. È un impulso che collega, unisce, rafforza. Lo spazio crea limiti quando non è in equilibrio con le persone. Lo sport può creare un equilibrio nuovo e dare inizio al cambiamento. Atleti e persone che stanno cambiando il mondo. Una cerimonia da vivere insieme, condividendo la stessa passione. Positiva, coinvolgente. Perché insieme trasformiamo il movimento in futuro. E la vita si fa movimento. Life in Motion. Milano Cortina 2026. Cerimonia di apertura paralimpica 6 marzo 2026. Verona Olympic Arena. Change starts with sport. Una preparazione lunga 4 anni. Pochi giorni per entrare nella storia.
Decine di sfide, milioni di applausi, infinito stupore, un intreccio di emozioni condivise tra campioni e tifosi di tutto il mondo. Esperienze che fanno crescere, imprese che ispirano, un'idea di sport che va oltre la competizione. È questo che festeggeremo a Cortina, la regina delle Dolomiti. L'atto finale, un grande spettacolo per celebrare tutti quei ricordi indimenticabili che abbiamo vissuto insieme. Italian Souvenir, per sempre, nel cuore di tutti. Cerimonia di chiusura dei Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026. Cortina Curling Olympic Stadium, 15 marzo. In sport, we remove the unnecessary barriers to excel, to inspire the world. We don't want this only in sport. We want this in other areas of society. So persons with disability can shine in every field that they choose to shine. He's trying their best. He might have a chance. Looks like he's going to do just that with the number 2 spot. Out of the park for Lee, turning his... Il fuoco di Olimpia tornerà a scaldare la città di Bassano. Dopo il passaggio della fiaccola olimpica lo scorso 21 gennaio, ora tocca a quella paralimpica e così la città del Grappa sarà nuovamente protagonista il 5 marzo del Viaggio della Fiamma. Sicuramente sarà anche questo un grande successo. Io chiedo che i cittadini di Bassano, siccome la città sarà un po' tagliata in due per un periodo di un'oretta, siano così cortesi da aver pazienza e che anzi partecipino a questo evento applaudendo la fiamma paralimpica. 16 tedofori che porteranno la torcia lungo le strade di Bassano. Partirà alle 13:18 dall'incrocio tra Viale Venezia e Via Gaidon e proseguirà verso il centro città. Alle 13:30 in Viale delle Fosse è previsto un momento istituzionale nel belvedere del Caffè Italia. Poi la fiamma proseguirà verso Discesa Brocchi, Piazzale Cadorna per arrivare al Ponte Nuovo intorno alle 14. Durante la manifestazione le strade rimarranno chiuse e il passaggio della fiaccola accenderà i riflettori sulle Paralimpiadi. 5 gli atleti veneti che parteciperanno, tra loro anche Mattia Dal Pastro di Cassola, disciplina sci nordico. Sicuramente saremo tutti a tifare per Mattia. Perché appunto sappiamo l'impegno che ha messo anche per prepararsi a questo evento. È una soddisfazione per Cassola comunque il passaggio della fiaccola, perché è anche un momento, diciamo così, di riflessione sull'inclusione. Questo per noi è un valore molto importante. Le medaglie, certo, sono solo la parte finale di tutti i sacrifici che gli atleti hanno fatto. Un grandissimo in bocca al lupo e che saranno di esempio, di traino, spero, per altre persone. Allora, avete pensato dove è andata a finire Mirella, che non la vediamo più? È che stavamo cercando di collegarci con Marcello Rigamonti, che è un tecnico nazionale paralimpico di nuoto, ma non siamo riusciti a farlo, ma non per colpa nostra.
E intanto vi ho fatto vedere questo bellissimo video, abbiamo visto la firma di Zorro, l'importanza soprattutto di parlare di inclusività, questi atleti che devono aspettare sempre il dopo, di parlare anche di Paralimpiadi invece di Olimpiadi, di sport, come ho detto prima, e di dare il giusto valore a queste persone che veramente ce la mettono tutta, ma veramente tutta, nonostante le grandi difficoltà che ancora adesso ci sono per vivere. Ecco, molti di loro dicono sì vincere, ma il problema nostro è la bellezza, è partecipare. La parola partecipazione è una parola magica che io sento da questi meravigliosi atleti. Vedrete le medaglie che porteranno a casa, veramente perché loro ci credono, sanno che per loro è un'opportunità, è una risorsa queste Paralimpiadi, e come ha detto qualche tempo fa questo manager che ho avuto ospiti, chissà che la prossima volta non si facciano prima le Paralimpiadi e dopo le Olimpiadi, oppure che ci sia un nome solo Olimpiadi e Sport, perché io penso che se lo meritano tutto. Un'altra cosa importante da dire è di seguirli, ecco, vi prego di seguirli anche da casa, perché veramente loro stanno facendo dei sacrifici anche con delle risorse veramente diverse da quelle che magari altri hanno, perciò cercate di seguire questi ragazzi, i nostri ragazzi che sono meravigliosi, che nonostante questi incidenti veramente terribili si ritrovano senza gambe, senza braccia, con tante veramente problemi diversamente agili, come li chiama Mirella, ma che riescono a fare delle cose incredibili, e noi dobbiamo supportarli, aiutarli, e dobbiamo dire alla politica quella che conta: guardate che ci sono anche loro e cercate di valorizzarli. Detto questo, io so che la guerra, ecco, quella che è scoppiata 2 giorni fa, perciò un'altra guerra, perciò adesso ne abbiamo 78 invece di 77, sta veramente impaurendo. Pensate che messaggi terribili stanno arrivando, veramente queste armi terribili, ma ci mancavano i droni, ecco, non si finisce mai di fare cose sbagliate, questi droni che arrivano e che mettono in pericolo la vita di tante persone, e veramente stiamo vivendo dei problemi non da poco. Andiamo a vedere allora cosa sta succedendo, soprattutto questa crisi terribile che sta venendo avanti, perché è una cosa che fa molto pensare e questo non fa assolutamente bene. Andiamo a vedere questi studenti veneti a Dubai e poi commentiamo. Sto seguendo personalmente la vicenda in coordinamento con l'unità di crisi della Farnesina e con la direzione internazionale delle relazioni internazionali della regione del Veneto. Siamo in contatto e cercheremo di dare le risposte al più breve tempo possibile. Ci sono una decina di studenti padovani e veneziani tra i veneti bloccati negli Emirati per la chiusura dello spazio aereo in seguito all'attacco di Israele e Stati Uniti all'Iran. Dubai, snodo mondiale dei trasporti, fatta obiettivo della rappresaglia iraniana, paura e migliaia di voli sospesi. La regione segue da vicino la situazione dei ragazzi dell'Istituto Tecnico Commerciale Calvi di Padova negli Emirati per una simulazione diplomatica internazionale e dell'ITIS Zuccante di Mestre, ma, dice Stefani, ci sono anche altri veneti in difficoltà. Adesso ovviamente affronteremo la questione in via riservata e ovviamente d'accordo con tutti gli uffici competenti. 5 studenti, 3 di una classe e 2 di altre classi sono appunto bloccati, come ha detto bene lei, a Dubai, e con la preoccupazione delle famiglie e anche della comunità scolastica, insomma, che io dirigo. Per le informazioni che abbiamo ora, i ragazzi si trovano al sicuro, li hanno spostati fuori dalla città, e quindi speriamo, insomma, di rivederli quanto prima possibile. Non ufficiosamente i ragazzi dovrebbero rientrare dopo il 4 di marzo e noi ci auguriamo che questo sia sicuramente confermato. Così il dirigente del Calvi raggiunto al telefono, ma il numero dei veneti bloccato nelle zone di conflitto neppure la Farnesina è in questo momento in grado di fornirlo. Studio, lavoro, turismo, i motivi per soggiornare o anche solo transitare da Dubai, come pure da Doha in Qatar, possono essere molteplici. Daniele Bovo, 21 anni, informatico, nel Golfo Persico per lavoro con un gruppo di una decina di altri giovani veronesi, ha raccontato gli attacchi alla capitale degli Emirati
Emirati con un video drammatico. La situazione è abbastanza tesa perché abbiamo sentito appunto un sacco di botti, un sacco di missili scendere e in lontananza si vedevano anche fiamme perché appunto sono scesi dei detriti che hanno incendiato una zona di Dubai dove c'è la palma di Jumeirah. Da Dubai Bovo ci ha inviato un aggiornamento delle ultime ore. Questa notte ci siamo spostati da Dubai per allontanarci di circa un'oretta e mezza, siamo arrivati a Fujairah in un resort qua della zona dove appunto il clima è un po' più tranquillo e un po' più sicuro perché siamo fuori dalla zona principale dove sta avvenendo il conflitto. Purtroppo la situazione è ancora in un limbo perché appunto stanno continuando gli attacchi, stanno continuando le esplosioni eccetera. Attualmente non abbiamo novità sul tempo che staremo qua perché dovevamo partire domani ma ci hanno annullato il volo e al momento non ci hanno dato ancora date o orari per un nuovo volo per comunque tornare in Italia, quindi al momento siamo bloccati qua. L'importante è che adesso stiamo tutti bene, un sacco di persone si stanno spostando tuttora da Dubai perché si pensava che la cosa appunto si risolvesse prima, invece sta andando più lunga del previsto. Per fortuna siamo riusciti ad entrare nelle stanze perché appunto questa notte invece siamo dovuti rimanere fuori perché era tutto prenotato siccome tutti si stanno muovendo in queste zone, quindi al momento ecco questa è un po' la situazione e speriamo che vada tutto per il meglio. Qualcuno ieri ho sentito in un dibattito televisivo che diceva, ed era anche qualcuno di importante che sa di cosa parla, ma queste persone che sono là, che sono andate in vacanza, non è che potevano riflettere prima, perché era nell'aria che succedeva qualcosa, diceva questa persona, questo uomo. Ma è mai possibile che dobbiamo essere così superficiali? Era nell'aria che qualcosa sarebbe successo, perché partire? Perché andare proprio su questi posti? E abbiamo visto anche il nostro ministro Crosetto, aveva la famiglia là, anche lui. Delle volte veramente qualcuno non riesce a capire che dalla sera alla mattina in questi posti cambia, non c'è niente da fare. Ma l'abbiamo visto anche in altre realtà. Intanto è vero che si sta facendo prevenzione, andiamo a vedere cosa sta succedendo proprio nella base di Aviano. Misure straordinarie di sicurezza sono state adottate alla base USAF di Aviano in provincia di Pordenone sin da poche ore dopo l'attacco di Israele e Stati Uniti all'Iran. La struttura militare statunitense, nodo strategico per le operazioni in Europa e nel Mediterraneo, è sotto stretta sorveglianza su coordinamento della prefettura. All'aeroporto Pagliano e Gori il livello di allerta non è stato tuttavia ancora innalzato, è rimasto a Bravo Plus, ma le misure sono state ugualmente rafforzate e i controlli sono più rigorosi, sebbene nel fine settimana l'attività operativa si è ridotta. La stretta è maturata dopo la riunione straordinaria al Viminale del Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo. Il ministro Piantedosi ha disposto un potenziamento dei dispositivi su tutti gli obiettivi sensibili, con particolare attenzione alle strutture statunitensi e israeliane. Il prefetto di Pordenone, Michele La Stella, ha immediatamente attivato servizi di osservazione e monitoraggio con mappatura dei siti a rischio, coinvolgendo anche i comuni limitrofi. Pattuglie delle forze dell'ordine sono state potenziate e la vigilanza è costante anche nelle aree esterne. Intanto nella zona sud della base è stata rinvenuta una bomba inesplosa risalente alla Seconda Guerra Mondiale del peso di 100 libbre. L'ordigno sarà neutralizzato nei prossimi giorni dagli artificieri del 3° Reggimento Guastatori. Andiamo a sentire anche cosa dice questa friulana a Doha, sentiamo dalle sue parole e forse riusciremo a capire anche qual è la situazione, perché sentiamo direttamente prima il ragazzo, adesso sentiamo questa friulana. Ecco, è appena arrivato di nuovo l'alert di rimanere chiusi in casa, quindi si ricomincia. È la drammatica testimonianza pervenuta nella tarda serata di ieri alla nostra redazione di una donna friulana bloccata a Doha, in Qatar. Scuole chiuse, tutte le attività sospese, interdetto lo spazio aereo, nessuno può uscire dal paese e messaggi continui del governo ai residenti della città per intimare di restare in casa e in luoghi riparati. I bombardamenti iraniani, in risposta a quelli di Stati Uniti e Israele, volti a colpire le basi militari statunitensi, hanno gettato nel panico le popolazioni, sirene di allarme in tutto il Medio Oriente, dal Qatar al Kuwait fino agli Emirati Arabi Uniti.
Tutto il pomeriggio abbiamo sentito queste esplosioni, alcune molto forti, alcune più lontane e al momento non abbiamo notizie di che cosa possa, di come possa evolversi la situazione da domani in poi. Ci hanno solo mandato degli avvisi nel quale ci invitano comunque a non lasciare le nostre abitazioni. Ogni tipo di incontro, festa, cena è vietata al momento, tenendo presente anche che questo è un momento dell'anno del Ramadan, quindi qui alla fine della giornata di digiuno si è soliti comunque uscire in strada, quindi è la parte della giornata dove si vive proprio in gruppi, quindi ogni incontro di gruppo è stato vietato e le scuole saranno chiuse e si proseguirà con modalità online. Al momento l'aeroporto e lo spazio aereo sono chiusi, quindi non si può arrivare e non si può lasciare il Qatar. La chiudono le scuole, noi invece i ragazzi li mandiamo là a studiare, a fare ricerca su paesi veramente problematici, come diceva questa persona ieri, da un pezzo che si parla che nell'aria c'è un profumo di guerra che spaventa. Eppure qualcuno non ascolta, tanto là non arriveranno mai, là ci sono i soldi, c'è il petrolio, ci sono gli arabi, i musulmani, gli ebrei, tutto quello che ci va. E poi abbiamo visto quello che è successo. Pensate a questi familiari, questi genitori, queste famiglie. Avete sentito questa ragazza, la voce di questa friulana impaurita, ha paura, vedono e sentono i rumori, vedono scoppiare le bombe. Ecco, questo fumo veramente che fa una paura terribile. Andiamo a vedere anche questi tristini a Dubai. Sapevamo dell'escalation di quello che poteva essere la situazione sull'aria, la seguiamo in maniera particolare da vicino, ma mai ci saremmo aspettati ieri sera, diciamo, in una zona tranquilla di Dubai, molto prestigiosa, dove stavamo intrattenendoci con amici, vedere nel cielo arrivare esplosioni e detriti che scendevano sulla parte, una delle parti più interessanti, più importanti, che è la Palm Jumeirah, che è Dubai Marina, e che è in piena città, cioè che è una delle zone più prestigiose di Dubai. È molto strano vedere la città che sento che è la mia, l'ho costruita io, ho visto nascere tutto e ora vedi sti missili che passano, che è veramente una cosa surreale, veramente, non ci crediamo ancora. Missili dall'Iran che viaggiano sopra la testa. Dopo gli attacchi di Stati Uniti e Israele non resta da fare altro che aggrapparsi alla speranza che vengano intercettati. E così è stato, tranne per quelli che hanno colpito l'isola artificiale di Dubai, sede di diversi hotel di lusso. La città degli Emirati Arabi Uniti è centro di connessione con il mondo occidentale, vera e propria piattaforma economica. Le testimonianze raccolte dalla nostra emittente sono quelle di Fabio Zucchelli, manager del mondo finanziario e assicurativo, e della moglie Diana Magariu, titolare di una società immobiliare. Lui di origine bolognese, lei nata in Moldavia, da molti anni ormai abitano a Dubai, ma hanno un passato triestino. Nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia hanno vissuto e lavorato e mantengono stretti rapporti con gli amici e anche con i personaggi pubblici del mondo dell'imprenditoria e della politica. Momenti di apprensione e paura quando la coppia ha assistito alle esplosioni nella giornata di ieri. Come residenti noi abbiamo ricevuto subito, soprattutto verso la notte, segnali di allerta su tutti i telefonini che il governo di Dubai e gli Emirati hanno lanciato a tutti in maniera tempestiva, cercando di dare indicazioni di restare lontano dalle finestre, anche perché le posso assicurare che le finestre tremavano su queste esplosioni. E di cercare di non essere in assembramenti o cose di questo genere. Grazie alle contromisure tempestive disposte dal governo, la situazione per il momento è tenuta sotto controllo, ma nell'aria aleggia incertezza. Però è chiaro che è una situazione di cui nessuno si aspettava che potesse arrivare. Un conto è colpire
basi o colpire a basi americane ad Abu Dhabi piuttosto che altre cose, ma mai nella città e con questi tipi di situazioni. Avete sentito quello che ho appena detto? Mai ci saremmo immaginati una cosa di questo genere, non pensavamo. E invece qualcuno aveva già pensato, aveva già pianificato e veramente fanno veramente paura perché non sai dove colpirà, chi colpirà. Avete visto questa scuola di bambine, non dovevano colpire la scuola, vicino c'era una caserma, ma è stata colpita anche la scuola. Io penso veramente che questi familiari che sono a casa siano terrorizzati dalle immagini che arrivano, dalle voci che sento, che sentiamo. Avete sentito anche questa cantante, veramente Big Mama cosa ha detto e quanto terrore aveva, ecco, in quella voce. Cercate di non dimenticarci, stateci vicini, veramente sono momenti drammatici per tutti quelli che sono là, ma anche per questi familiari. Chi avrebbe mai immaginato? Eppure qualcuno dovrebbe immaginare, perché veramente il profumo della guerra era nell'aria, era da tempo che Trump diceva: guardate, state attenti, i colloqui, ha colpito anche durante i colloqui di mattina presto, nessuno se lo aspettava, ma adesso veramente c'è veramente da pensare e da capire dove si arriverà con queste guerre che invece di diminuire stanno aumentando e noi siamo veramente tutti preoccupati. Detto questo, andiamo a vedere l'assegno di Mirella, che forse farà bene, che è una cosa reale, che fa bene, che fa respirare queste persone che veramente non sanno più come fare, e fortunatamente c'è questa grande famiglia di Sveglia Veneti, di Rete Veneta, che porta un po' di ossigeno, e ve lo posso assicurare che se anche è poco, per loro è tanto, e veramente vuol dire oggi respiro. Grazie, l'assegno, il vostro assegno, e noi ci vediamo domani mattina. Speriamo che gli ospiti arrivino. Stiamo entrando a casa Zueddu della Franca, c'è il marito, buonasera. Allora Franca, cos'è successo? Su questo piccolo paese però avete iniziato un'attività per vedere di riuscire a fare qualcosa. Riuscire a fare qualcosa, perché lui era un esodato. Avete aperto questa edicola? Abbiamo aperto questa edicola e la banca, dove comunque avevamo un rapporto decennale, sempre di correttezza, mentre in un primo momento ha appoggiato il progetto, quando è arrivato il momento di crearci un minimo fido di liquidità per poter quindi avere il giro del compro e rivendo, ci ha detto che in questo momento le banche purtroppo non danno più niente a nessuno, e quindi noi ci siamo ritrovati con l'attività comprata, pagata, ma senza i soldi per poter iniziare. Nessuna associazione vi ha dato una mano? No. Io purtroppo dopo 40 anni di lavoro mi sono trovato a spasso dall'oggi all'indomani, insomma. 40 anni di lavoro? Eh sì. Noi fino a poco tempo fa non avevamo bisogno, grazie a Dio, insomma, si lavorava e via, si andava avanti. Io ho fatto sempre il trasfertista per 40 anni, insomma. E giravo tutta l'Italia, ma mi sono accorto come giravo che la crisi è dappertutto. Qua era un po' meno, adesso è arrivata fin qua, insomma. Io ho 3 ragazzi, 2 ragazzi e un bambino, perché il piccolo ha 11 anni. E quindi sapere che mentre per noi, per la nostra generazione, in qualche modo c'è stata la possibilità, pensare che i nostri ragazzi che studino, che non studino, non avranno la possibilità di poter scegliere o di poter fare. I nostri ragazzi non sono chiusi, i nostri ragazzi sono pieni di buona volontà. Spero che questo assegno porti fortuna. Io mi auguro che questo assegno porti fortuna e, ripeto, appena noi riapriamo, mi farebbe anche piacere comunicarvi che abbiamo aperto, che abbiamo ricominciato, e soprattutto fatevi sentire, perché in Italia non è vero che siamo chiusi, non è vero che siamo sfaticati. L'Italia è un popolo di persone che ha un cuore grande. Avessero il cuore che abbiamo noi, i nostri politici, non saremo sicuramente in queste condizioni.